10 in punto, partiamo, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi nell'edizione straordinaria di Antena 3, quello che ormai è diventato l'appuntamento dell'ora di pranzo che vi accompagnerà fino alle 14:30 e per il quale, sapete, è sempre prevista, anche oggi è stata convocata la riunione all'unità di crisi di Marghera con il presidente della regione Luca Zaia, che parlerà in diretta sulla situazione Covid, dando il numero dei tamponi, ma insomma anche dando aggiornamenti sulla situazione del Veneto. Partiamo da due grandissimi temi. È ufficialmente aperta la crisi di governo con Italia Viva che ha ritirato i suoi ministri al governo e già il presidente Mattarella ha identificato 3 strade possibili, compresa quella del possibile voto a giugno. E poi l'altra notizia, che è quella che ha dato il presidente della Liguria Giovanni Toti stamattina, che ha detto in videoconferenza con i governatori, il ministro Speranza ha annunciato il combinato disposto del decreto legge approvato ieri sera del nuovo DPCM che sta per mettere in arancione praticamente tutta Italia a partire da domenica. Quindi la situazione, il nuovo DPCM in vigore dal 16 di gennaio e poi la crisi di governo e ancora la grande protesta di baristi e ristoratori che probabilmente anche pacificamente domani hanno deciso di tenere aperte le serrande la sera. Io saluto e ringrazio Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per essere con noi in apertura di questa edizione. Grazie, buongiorno. Ben ritrovato. Martella, non sappiamo da dove partire, sono tantissimi temi caldi. Io forse partirei dalle risposte che sono più attese, no, dei nostri telespettatori. La crisi di governo, che cosa succede adesso? Era nell'aria, Renzi dice da mesi, non l'ho chiamata io, non l'ho aperta io. Il suo partito, il Partito Democratico, qual è la posizione? Quali sono i possibili scenari? Innanzitutto mi permette di dissentire, non sono così convinto che le difficoltà legate alla crisi siano l'oggetto del più grande interesse dei cittadini italiani e anche veneti, ma non è ovviamente nulla contro la sua domanda, che invece è assolutamente legittima, perché non c'è dubbio che anche questa fase così complicata nel pieno dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo deve vederci affrontare anche questa difficoltà politica. E io ritengo che questa scelta di Renzi e del suo partito sia una scelta grave, irresponsabile, che non è tanto contro il governo ma è contro l'Italia, che indebolisce l'Italia in un momento in cui la politica dovrebbe avere il massimo della responsabilità. E ora starà al Presidente della Repubblica valutare quale sarà il percorso più adatto. Io ritengo, assieme al Partito Democratico, che lavoreremo per fare in modo che si vada avanti con serietà e con responsabilità, verificando se ci sono le possibilità in questa maggioranza e magari con il sostegno di altre forze politiche o personalità, di ritrovare lo spirito giusto e la coesione, sapendo che non è tanto per il destino del governo che questo si debba fare, ma soprattutto per vincere le sfide che abbiamo di fronte. La più importante è quella del vaccino, e accanto a quella dei ristori, e ancora la necessità di dare stabilità al nostro paese. Io da ieri sera ho ricevuto decine di telefonate, di messaggi da cittadini anche del Veneto, del mio territorio, che non mi chiedevano che succede, cosa che normalmente invece in altri passaggi politici avviene, ma mi chiedevano perché, ma com'è possibile, che cosa sta succedendo. Ecco, questa è la mia risposta. Naturalmente lavoreremo nelle prossime ore perché questo quadro si possa ricomporre e perché il governo possa proseguire la sua azione. Se non sarà così, credo che lo scenario porterà al fatto che quando lo valuterà il Presidente della Repubblica ci saranno elezioni politiche con cui si dia la voce ai cittadini e verso le quali ciascuno si prenderà le proprie responsabilità. Sa perché le ho fatto questa domanda in realtà in apertura? No, perché... ma era giustissimo, scusi. No, ma adesso glielo spiego, perché in realtà in teoria potrebbe partire una corsa contro il tempo per lo scostamento in Parlamento per i ristori. È a rischio il decreto ristori?
Che poi è Ma quello lei che è un davvero interessa alla gente. deve farmi questa domanda, io la ritengo perfettamente giusta e questa è l'attualità politica purtroppo. Ed è giusta anche questo però secondo collegamento che sta facendo. Noi approveremo questa sera in Consiglio dei Ministri un decreto per favorire lo scostamento di bilancio, e cioè per avere le risorse per approvare un nuovo decreto ristori a sostegno di imprese, di lavoratori, anche a sostegno per esempio del turismo della montagna, che ha pagato un prezzo e sta pagando a causa del Covid un prezzo molto alto. E a seguito di questo scostamento di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri ci dovrà essere un'approvazione in Parlamento. Ecco perché questa crisi è una crisi assurda, incomprensibile e irresponsabile, perché si mette a rischio il recovery plan, cioè la nostra collocazione in Europa, la possibilità di avere delle risorse, il decreto con i ristori per le categorie economiche e gli altri interventi che devono essere fatti urgentemente. Noi lavoreremo di tutto, faremo di tutto perché però si possano approvare velocemente già la prossima settimana in una seduta del Parlamento, affinché poi si possa fare questo decreto che sarebbe il quinto decreto ristori, che metterà a disposizione, secondo quanto ha detto già ufficialmente il ministro Gualtieri, circa 25 miliardi e che si aggiungeranno agli altri messi a disposizione, che sarà molto complesso e molto articolato per cercare di venire incontro e di dare risposte a tutte quelle categorie che sono state penalizzate. E ricordiamoci che lo sono anche nel Veneto, perché anche nel Veneto, dopo la fase, diciamo così, della zona gialla, siamo in una fase più problematica e quindi c'è bisogno di ristori. Mi auguro che accanto ai ristori del governo, cioè di quelli a livello nazionale, ci siano anche i ristori della regione Veneto, come stanno facendo altre regioni, come ha fatto l'Emilia Romagna, il Lazio e la Toscana, e cioè si associno alle risorse del governo nazionale anche delle risorse a livello regionale per fare in modo, insomma, che si dia al massimo delle risposte. Io poi comprendo le proteste, chiedo a tutti però in questo momento di considerare che questo è un virus che cammina sulle gambe delle persone, e solo evitando l'assembramento, solo evitando gli spostamenti si può ridurne l'impatto, e si può ridurne l'impatto anche verso le strutture sanitarie. A questo proposito, oggi a Treviso e Piazza dei Signori c'è una protesta davanti alla prefettura di Baristi Ristoratori. Domani in tutta Italia la manifestazione, il flash mob Io Apro, quando tanti commercianti terranno le luci accese proprio per far capire, insomma, che davvero la situazione è arrivata al collasso. I primi ristori per loro stanno arrivando adesso. Che tempistiche ci sono? Beh, diciamo che riguardo alle proteste, come ho detto, sono comprensibili, e però ho visto che anche le associazioni di categoria in qualche modo hanno cercato di dissuadere singoli operatori dal farlo in maniera molto responsabile. Una protesta può essere una protesta simbolica per aumentare la responsabilità da parte di tutti noi sull'urgenza dei provvedimenti, ma non certo per rompere quella coesione sociale che è necessaria, o peggio per creare dei problemi alla salute di tutti quanti noi, perché queste scelte si fanno per la tutela della salute dei cittadini, non è che si fanno per altre ragioni. Se c'è movida dopo le 18, se ci sono assembramenti, questo non va bene. Per ovvie ragioni. È quello che dice il nuovo DPCM, mi perdoni Martella, il nuovo DPCM a partire dal 16 dice appunto niente asporto dopo le 18, misure ancora più restrittive. Con misure di questo tipo e con la nuova fornitura di vaccini, abbiamo dato ieri le immagini dell'arrivo dei vaccini Moderna anche in Veneto, che tempistiche possiamo dare ai commercianti? Cioè, possiamo pensare che questa zona arancione possa durare ancora per qualche settimana o dovremo arrivare fino a primavera?
Beh, intanto mi faccio dire, per quanto riguarda i ristori, la nostra risposta sarà la più immediata possibile, si cercherà di erogare queste risorse subito. E anche i 628 milioni ultimi con il decreto, diciamo, di Natale sono stati già erogati, sono già arrivati a chi ne aveva fatto domanda anche nelle precedenti. Quindi bisogna fare uno sforzo contro il tempo, ovviamente, e fare in modo che arrivino il prima possibile. Per quanto riguarda la situazione sanitaria a cui lei ha fatto riferimento, ieri è stato approvato dal Parlamento, dopo le comunicazioni del Ministro Speranza, la cornice delle nuove misure anti-Covid che interessano il Paese dopo il 15 gennaio. Saranno misure che andranno avanti, per venire alla sua domanda, fino al 5 marzo. Mentre lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 di aprile, quindi rimangono bloccati anche gli spostamenti tra le regioni e rimane il cosiddetto coprifuoco dalle 22 alle 5. Cambiano i meccanismi dei colori delle fasce con l'introduzione di una fascia bianca se ci saranno meno di 50.000 contagi ogni 100.000 abitanti e sulla base, cosa che ci auguriamo possa avvenire, ancora lontana, diciamo, in questo momento, sulla base di queste cornice è in corso la definizione di un DPCM che regolerà le varie attività e in queste ore ci sono confronti in corso con le regioni e gli enti locali. Io so perfettamente che non è una fase semplice per la recrudescenza del virus, cosa che purtroppo sta avvenendo anche in tutti i paesi europei. L'epidemia è purtroppo ancora in una fase espansiva ed è per questo credo che sia il momento della maggiore unità e il momento anche di spingere forte sul vaccino, che non è un obbligo ma che è un dovere per tutelare la salute degli altri e quella propria. Grazie, gentilissimo Andrea Martella, grazie per essere stato con noi, ovviamente Grazie in collegamento da Roma. Buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro. Allora, brevissimamente, prima di collegarci, pensate, direttamente dal Kosovo, vi dico che il sottosegretario invece Achille Variati ha raccontato che in quest'ultima settimana in Veneto ci sono stati 25.587 controlli e sono state trovate altre 6 persone positive al virus in libera circolazione in giro per le strade. Sono state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. Quindi, nonostante quello che stia succedendo, nonostante tutte le restrizioni e tutto quello che commercianti, ristoratori o comunque tutte le categorie produttive stanno passando, ci sono ancora persone che pensano di poter circolare liberamente nonostante siano positive al coronavirus. Sono state ovviamente denunciate, ci auguriamo che i controlli continuino in questo senso, perché davvero è inaccettabile che persone possano fare una cosa del genere in un momento così difficile. Io cambio decisamente argomento, ma voglio collegarmi direttamente con il Kosovo, con il colonnello Gianluca Figus. Buongiorno colonnello, grazie per essere con noi. Buongiorno dottoressa, grazie a voi dell'opportunità. Allora, perché ci colleghiamo con il Kosovo? Perché da luglio è il 5° reggimento Superga, quindi di stanza a Portogruaro, quindi siamo in Veneto, ad aver preso il comando della Kosovo Force, ovvero questa forza multinazionale della NATO che di fatto è sul territorio a comando appunto di militari di 6 nazioni per garantire la pace, ma non solo la pace, ma anche garantire a questa popolazione una vita normale, e una situazione quanto mai difficile come questa, perché ovviamente siamo in una fase pandemica e quindi anche questa popolazione sta affrontando la vita e le attività produttive con il coronavirus. Allora, comandante, intanto lei è a capo del Kosovo Force da luglio, siete impegnati sostanzialmente su 2 fronti. Ce li racconta brevemente? Sì, una piccola precisazione. Io sono il comandante del Regional Command West, che in pratica è una pedina operativa responsabile della parte ovest del paese, alle dipendenze del comandante di KFOR, in questo caso il generale Federici, quindi anche in questo caso un generale italiano,
che è a capo della missione Kosovo Force, responsabile per tutta l'area kosovara. Come diceva lei, siamo responsabili su due fronti, chiamiamoli così. Il primo, come anche potete vedere nelle immagini, rappresenta la parte più operativa, quindi giornalmente mettiamo in campo delle pattuglie che che riescono a darci il polso della situazione sulle condizioni di stabilità del paese. Il secondo aspetto, che è forse la caratteristica più importante di questa missione, sono i nostri team cosiddetti di liaison e monitoring, che giornalmente si interfacciano con le istituzioni locali, quindi creano una fitta rete di contatti con le municipalità della nostra area di interesse, con le organizzazioni governative e non che operano in Kosovo. Questo ci permette di indirizzare in maniera più proficua i nostri progetti di cooperazione e quindi cercare di soddisfare al meglio le esigenze sia delle istituzioni che della popolazione kosovara. Sostanzialmente voi siete lì per garantire sicurezza, stabilità e libertà di movimento, che sono parole che possono essere scontate, come ad esempio quella della libertà di movimento, no? Sono scontate oggi per noi che stiamo parlando con lei, ma ancora per queste popolazioni non sono così scontate. Certo, rappresenta ancora un valore fondamentale appunto la nostra presenza qui in Kosovo. È un ulteriore e importante elemento di garanzia per garantire appunto questi valori come la libertà di movimento e lo sviluppo di un paese stabile, democratico, multietnico e pacifico. Senta, voi avete distribuito anche generi alimentari ma anche attrezzature, mi vengono in mente i personal computer, quindi in realtà state aiutando la popolazione anche nella sopravvivenza, nella loro quotidianità, ma anche nello sviluppo di questo paese, quindi state distribuendo anche sviluppo, ecco. Sì, diciamo che la pandemia ha costituito purtroppo un grosso elemento di novità, e questo, se da un lato ci ha portato ad apportare dei correttivi sul nostro modo di operare, quindi già lo stesso utilizzo delle mascherine da parte dei nostri militari, quindi ci ha portato a cercare di tutelare in maniera assoluta la sicurezza dei nostri militari. Dall'altro ci ha anche dato la possibilità di intervenire in modo diverso a supporto della popolazione con donazioni, per esempio di mascherine o di materiale medico necessari per cercare di fronteggiare lo sviluppo della pandemia. Senta colonnello, devo andare in pubblicità, le chiedo davvero di attenderci pochissimi secondi, poi torniamo da lei anche per parlare di sanificazione delle scuole, quindi di tante altre cose che state portando a termine in Kosovo, quindi tra pochissimo torniamo da lei. Eccoci di nuovo in onda, in collegamento direttamente con il Kosovo, con il colonnello Gianluca Figus, comandante del 5° reggimento Superga, che ha preso insomma, il posto del 17° reggimento a partire da luglio. Senta, colonnello, ho parlato prima di sanificazione delle scuole, ma anche proprio di forniture di personal computer per garantire la didattica a distanza, cioè quello che sta vivendo questa popolazione è un po' simile a quello che stiamo vivendo noi, ma non hanno i nostri stessi mezzi, e anche in questo i suoi uomini stanno lavorando. Sì, ha centrato perfettamente il problema. Il nostro sforzo appunto si è diretto lungo questo sentiero, ovvero abbiamo cercato di replicare in piccola scala quello che sta avvenendo in madrepatria, quindi potrà sembrare una goccia nell'oceano, però nel nostro piccolo anche la donazione di 10 personal computer rappresentano un grosso risultato. Questo per almeno cercare di mettere nelle condizioni i ragazzi di questo paese per cercare di poter svolgere le lezioni a distanza o comunque in sicurezza. Senta, com'è avvenuto il passaggio di consegne con i colleghi del 17° reggimento artiglieria? Qui leggo artiglieria sforzesca, quindi con sede a Sabaudia, i vostri colleghi di Sabaudia. Com'è avvenuto un po' il passaggio di consegne, anche appunto per garantire continuità nelle operazioni?
Esatto, come ha detto giustamente lei, il tutto è avvenuto senza soluzione di continuità, il tutto nel massimo rispetto delle disposizioni anti-Covid, e abbiamo proseguito lungo il solco già tracciato. Quanti sono gli uomini e le donne che lei gestisce in questa fase, e soprattutto anche per loro il Covid, a loro il Covid ha segnato le loro vite, perché insomma stiamo parlando di persone che non sono tornate a casa per Natale, che sono lì da luglio, e quindi insomma anche persone che stanno davvero dedicando la loro vita in questo momento a questa operazione internazionale. Sì, noi siamo, il Regional Command West è costituito da circa 600 militari, contingente italiano siamo circa 260. Il Regional Command West è costituito da contingenti provenienti da 8 nazioni, l'ultimo arrivato è quello nord-macedone, che è entrato a far parte del Regional Command West il 1° novembre scorso. Diciamo che ci siamo fatti forza l'un l'altro, il nostro motto è uniformi differenti, stessi valori. Quindi anche il fatto di avere colleghi provenienti da realtà diverse è stato il nostro punto di forza, quindi in momenti difficili ci siamo spalleggiati l'un l'altro e siamo comunque riusciti a portare a termine gli obiettivi che c'erano assegnati. Se ci pensi è un po' quello che sta accadendo adesso, no? C'è un'intera nazione, il mondo intero sta convivendo con questa pandemia, stiamo affrontando tutti la stessa situazione e davvero ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante stare uniti, essere organizzati. Anche tutta la campagna di vaccinazione ci sta facendo capire quanto è importante la disciplina e l'organizzazione, ma anche il fatto di poter condividere le informazioni. In qualche modo lei ci sta raccontando insomma di quanto importante sia anche con questi reggimenti, no? Che l'uno dopo l'altro prendono il comando di una missione che è in piedi dal 1999, perché voi siete in Kosovo dal 99, no? Con la risoluzione delle Nazioni Unite. Esatto, la 1244, e nel 99 c'ero anch'io da giovane tenente, quindi per me è stato un ritorno qui in Kosovo. Ho trovato naturalmente una realtà molto, molto cambiata, in meglio naturalmente. Sì, come diceva lei, noi siamo partiti a luglio, quindi già settati sul fatto di dover affrontare un'operazione fortemente influenzata dalla presenza del Covid. Però già a Portogruaro, durante la fase di affrontamento per la missione, erano in piedi delle misure di protezione del personale, quindi per noi diciamo che non ci sono stati grossi cambiamenti da questo punto di vista. Senta, com'è la situazione lì dal punto di vista delle strutture sanitarie, cioè della gestione della pandemia che insomma voi avete sotto gli occhi? Diciamo che stanno reagendo bene, però come può ben capire le strutture hanno anche dei limiti, e proprio in questa direzione recentemente è stato immesso in teatro un team di medici militari italiani che hanno consentito di apportare un punto di vista molto qualificato, certo, nei confronti degli ospedali, comunque delle strutture sanitarie del Kosovo. Perché insomma sostanzialmente voi portate sostegno ma portate anche competenze, no? Che è un paese che rinasce, ha bisogno, esatto, di avere con sé. Ci sono ancora pericoli in quel territorio? Quali sono i pericoli? Diciamo che la situazione è stabile, va comunque tenuto sempre sotto controllo il fattore interetnico. Quindi sappiamo tutti cosa è successo nel 99 e questo appunto è uno dei nostri compiti, quello di monitorare i rapporti tra le due etnie principali qui in Kosovo, ovvero quella kosovaro-albanese e quella kosovaro-serba, affinché ci sia una situazione di convivenza pacifica. Qual è il rapporto con la popolazione? Cioè come vedono la vostra figura la popolazione? Allora, già il fatto che siamo qui dal 99, soprattutto nei confronti dell'Italia, c'è un'ottima considerazione. Quindi, un esempio banale, già il fatto di andare per strada o andare in pattuglia e vedere i bambini che ti salutano, questo è un forte indicatore della sensibilità che c'è
da parte della popolazione kosovara nei confronti degli italiani. Senta colonnello, è preoccupato per la situazione del suo paese, lei la sta guardando a distanza, è impegnato ovviamente su altri fronti, è un po' preoccupato per il suo paese? La preoccupazione diciamo che è umana, però non possiamo farci sovrastare dalla preoccupazione, dobbiamo continuare ad andare avanti, ognuno di noi deve fare il proprio, per quanto ci riguarda continuerà sempre il nostro impegno per cercare di supportare la nazione. Grazie davvero, grazie colonnello per il vostro esempio, per il vostro lavoro in un territorio che ha ancora tanto bisogno di umanità, di sicurezza, di stabilità e soprattutto di libertà. Ce lo dimentichiamo, ma è uno dei valori fondamentali, insomma, su cui si fonda la nostra democrazia. Grazie colonnello, buon lavoro a lei e ovviamente a tutti i suoi uomini. Arrivederci. Grazie. Quinto reggimento artiglieria, ovviamente di stanza a Portogruaro, è loro da luglio la missione in Kosovo, nella parte ovest del paese. Ancora il nostro ringraziamento per il loro lavoro. Intanto vedo che si sta allestendo la sala Marghera dell'unità di crisi. Chiedo alla regia di farvi vedere il servizio che è stato realizzato dalla redazione di Treviso FIPE Ristoratori, perché alle 13 c'è un incontro proprio in Piazza dei Signori, oggi a Treviso, e poi i rappresentanti di Veneto Imprese Unite andranno dal prefetto Laganà per parlare della situazione, una situazione che vede appunto anche la FIPE Concommercio, quindi l'associazione di categoria solidale nei confronti della manifestazione di Veneto Imprese Unite. Si chiede però sempre di non trasgredire le regole, quindi anche domani per la manifestazione che ha l'hashtag Io Apro, in tanti alzeranno le serrande la stera, quindi sto parlando di bar e ristoranti, ma accenderanno soltanto le luci, quindi non accoglieranno i clienti, proprio per far capire che la situazione è difficile, difficilissima per queste categorie che però non vogliono di fatto, insomma, creare o fare azioni sovversive nei confronti del governo. Si tratta ovviamente di una manifestazione pacifica. Allora andiamo a vedere il servizio FIPE Ristoratori realizzato dalla redazione di Treviso. Siamo vivi, ma ci state facendo morire. Ecco perché noi chiediamo ai nostri associati, in occasione del venerdì 15 di gennaio, in cui siamo in attesa del nuovo DPCM che ci darà indicazioni per le settimane successive, invitiamo i nostri associati a presidiare le proprie attività di pubblico esercizio, allestendo i tavolini come se fossimo aperti, ok? Accendere tutte le luci. Non faranno manifestazioni fuori dalla legalità e non inciteranno ad aperture se il governo lo vieta, dissociandosi dal movimento dei baristi diffusosi in questi giorni in tutta Italia. Io Apro. Locali che a Treviso hanno chiuso il 2020 con in media un meno 40% di fatturato, il colpo più duro da reggere è quello natalizio, visto che solitamente è il periodo che da solo procura il 20% del fatturato di tutto l'anno. Ieri arrivati i bonifici per i primi ristori. I ristori non sono assolutamente sufficienti a garantire la dignità del nostro lavoro e per questo continuiamo a lavorare, ad insistere perché i ristori almeno duplicati rispetto a quelli che stanno arrivando per Natale siano sul tavolo per le chiusure di queste settimane. Ma non si guarda solo all'oggi, ma ad una prospettiva a lungo termine. È un SOS pesante perché ci sono situazioni critiche di imprese e di imprenditori, quindi di famiglie che oggi hanno bisogno di un accompagnamento e un sostegno, ma anche un accompagnamento in quelle che sono le prospettive future. Allora dicevamo, iniziano adesso ad arrivare i primi ristori, sentite questa storia che arriva direttamente dal Padovano. A noi ieri sono arrivati, è arrivato il ristoro di Natale, sì. È insufficiente perché non ha nessun rapporto diretto con il reale danno che stiamo subendo, che è un danno protratto da mesi e mesi e mesi e siamo o chiusi totalmente o semi-chiusi. Noi abbiamo fatto la scelta di essere aperti con l'asporto, ma economicamente non varrebbe neanche la pena rimanere aperti.
È aperto per servizio questo bistrò di via San Francesco, a 2 passi dall'ospedale di Padova, gestito da 16 anni da 2 sorelle amanti della cucina che si sono convertite all'asporto anche per tenersi vive. I 2.400 euro accreditati martedì dal governo sono una goccia, spiega Eugenia Rubin, quasi una beffa per questo locale, perché la cifra è stata stabilita sulla base del confronto tra i corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 e ad aprile 2020, grazie all'asporto, le sorelle hanno lavorato a Pasqua, per il 25 aprile e per il 1 maggio. Noi ad aprile 2020 abbiamo fatto il delivery, dentro c'era il delivery di Pasqua del 25 aprile, quello che cascava poi nel 1 maggio ma che a livello di corrispettive è rimasto per noi ad aprile e quindi è stato l'unico mese di quelli di lockdown duro dove abbiamo espresso un discreto volume d'affari in proporzione alla situazione e quindi in questo raffronto praticamente adesso ci troviamo nella situazione che paradossalmente se noi non avessimo lavorato avremmo guadagnato di più. Serrande aperte un sorriso all'ingresso al Nero di Seppia con le sorelle Rubin che riescono a vedere il bicchiere mezzo pieno. Mi piace, non abbiamo nessuna intenzione di mollare, anzi stiamo addirittura abbiamo dei progetti in testa e stiamo addirittura pensando a un rilancio in qualche modo. E detto questo, noi abbiamo il vantaggio, forse abbiamo 2 vantaggi o anche 3. Il locale è piccolino, quindi possiamo permetterci di essere aperti per asporto e siamo solo io e mia sorella. E poi perché avendo fatto noi l'investimento di acquistare l'immobile dove esercitiamo l'attività, non abbiamo il peso gravosissimo di quello che potrebbe essere un affitto in una zona come questa. Noi siamo insomma a 100 metri, 150 metri da Sant'Antonio. Adesso però servono certezze per il futuro. E ci sarà con le regioni, ha garantito Boccia, un aggiornamento ad hoc in corso d'opera durante i lavori sul decreto ristori. Queste sono risposte importanti. Il ministro Gualtieri ha garantito in Consiglio dei Ministri una corsa contro il tempo per chiedere il nuovo scostamento al Parlamento. Il Presidente Conte convocherà presto un nuovo CDM per la relazione. Ha spiegato, appena il Parlamento ci autorizzerà, aggiorneremo questa riunione per aiutare il MEF e il Mise a trarre meglio e in linea con le istanze che arrivano dai territori. Quindi oggi il focus è assolutamente sui ristori, ma c'è una bella notizia che vi dobbiamo dare. Alex Zanardi è tornato a parlare, ha detto alcune parole, ha dato dei segnali di ripresa. Li sta dando questo grandissimo lottatore, diciamo ormai da settimane, ma questo è davvero un segnale importante. Alex Zanardi è tornato a comunicare con la famiglia. La rivelazione che ha riempito tutti di gioia è stata comunicata dalla dottoressa che cura il campione, Federica Alemanno, neuropsicologa dell'ospedale San Raffaele di Milano, in un'intervista al Corriere della Sera. Alex Zanardi da alcuni mesi è stato ricoverato per la riabilitazione in ospedale a Padova, vicino alla famiglia che vive a Noventa Padovana. È stata una grande emozione quando ha iniziato a comunicare. Nessuno ci credeva, lui c'era e ha comunicato con la famiglia, ha detto la dottoressa Alemanno, che lo ha curato subito dopo il drammatico incidente avvenuto a Siena lo scorso giugno. Già qualche settimana fa era arrivato l'annuncio che piano piano il campione di handbike stava recuperando le funzioni vitali, stringeva la mano su richiesta e girava la testa verso la moglie Daniela. Ora questo nuovo traguardo, le prime parole che continuano così a far sperare la famiglia e i suoi fan. Un paio di notizie di cronaca nell'attesa, vedete accanto a me l'unità di crisi di Marghera, stiamo aspettando il Presidente Zaia per gli aggiornamenti sulla situazione pandemica ma anche sulla campagna di vaccinazione che ormai è iniziata da settimane. Vi ricordo anche che con la prossima settimana inizia la somministrazione della seconda dose perché il vaccino Pfizer prevede la somministrazione dopo 21 giorni di una seconda dose. E da qui l'immunizzazione dovrebbe essere praticamente completa. Vediamo un paio di notizie di cronaca. Questa arriva dal Trevigiano, ma sostanzialmente è una notizia che riguarda la viabilità, perché la strada provinciale 635 è chiusa nel tratto che affronta il Passo San Boldo. Ecco il Presidente. Se fa mai. Buongiorno, darei subito inizio. Allora, andiamo anche veloci. Tamponi, a mia destra sono 3.527.074 tamponi molecolari,
a sinistra i rapidi che sono 2.202.987. Sono sostanzialmente 2.076 positivi trovati nelle ultime 24 ore, così riassumibili. Abbiamo fatto 41.197 tamponi e il tasso di positività è del 5%. Era il 4, 5, insomma, vedete che i dati si stanno abbassando. I positivi oggi sono 79.825, anche qui abbiamo un abbassamento dei valori. I positivi dall'inizio sono 293.795. I ricoverati sono 3.220. Così distribuiti abbiamo 128 ricoverati in meno rispetto a ieri e esattamente ne abbiamo meno 119 in area non critica e meno 9 in terapia intensiva. Quindi siamo al 14° giorno di calo. Lo vedete anche evidente per 119 dimissioni e 9 di terapia intensiva. I morti, purtroppo il dato che inizierà per ultimo a calare, sono 101, sono 7.785. I dimessi aumentano, sono 12.465. Abbiamo dimesso 235 persone in 24 ore. Vaccini. Abbiamo già somministrato 87.147 dosi che equivalgono al 75% del magazzino. Considerate che il magazzino per noi peserà un po' per 2 o 3 giorni perché stiamo accantonando per fare i richiami in via prudenziale, perché se non dovesse arrivare la fornitura la prossima settimana dobbiamo avere vaccini per i richiami. Quindi vedrete la percentuale che scenderà un po' in questi giorni per poi tornare al 100%, perché da lunedì iniziamo a somministrare i richiami che abbiamo accantonato in virtù del fatto che si compia, diciamo, il 21° giorno della prima somministrazione. Sono arrivati i vaccini Moderna, come qualcuno li chiama, e sono arrivate 7.800 dosi, saranno dedicate esclusivamente agli over 80. Ovviamente si inizierà a vaccinare fuori dalle case di riposo, perché per le case di riposo stiamo andando avanti col Pfizer e posso dire che ragionevolmente con la seconda dose dovremo chiudere alla volta di fine gennaio. Quindi le popolazioni target, ospedali che sono 60.000 dipendenti e case di riposo altri 60.000, 30.000 ospiti e 30.000 operatori, dovrebbero vedere la chiusura della vaccinazione con la seconda dose a gennaio. Aggiungo anche che l'adesione degli ospedali è oltre il 90%, quindi un'adesione assolutamente importante, e sulle case di riposo un po' più, diciamo un po' più bassa, però siamo sempre sull'80%. Quindi direi che anche se c'è meno adesione siamo sempre a livelli di adesione importante. E considerate però che gli ospiti fondamentalmente sono pressoché tutti vaccinati. Quindi il tema dell'adesione riguarda in particolar modo gli operatori. Questa mattina si è tenuta la riunione con il governo, abbiamo avuto la riunione sia su anticipazione di PCM che sia sul tema dei vaccini. Su DPCM avete visto che avrete appreso della riduzione del periodo, diciamo, di chiusura dei confini regionali al 15 di febbraio, non più a marzo. L'idea delle regioni è quella comunque che ci sia modo anche di fare dei tagliandi strada facendo, perché non è che possiamo pensare che una regione finisca in zona arancione e ci resti ad libitum, cioè in modo tale da controllare i dati, ma questo è innegabile perché è giusto valutare per bene i dati epidemiologici. Io ci aggiungerei che sarebbe anche ora in questo Paese, dopo 12 mesi, di cercare anche di uniformare i dati. Sembra che dal 15 di
gennaio ci sia finalmente nel bollettino la colonna dei tamponi rapidi. Adesso cerchiamo di capire come verrà interpretata, perché comunque è una fase diagnostica che tutte le regioni hanno e tutto il mondo ha, quindi nel momento in cui tu trovi positivi li trovi anche in virtù, e soprattutto perché fai testing che altrimenti non faresti se avessi solo i molecolari nella fase di screening. E per quanto riguarda i vaccini, dico anche che abbiamo ascoltato il commissario Arcuri. Si è introdotto quel principio del quale io vi ho parlato spesso, di lavorare sul fronte di garantire un magazzino prudenziale ad ogni regione, però oltre il quale non si conferiscono più vaccini, nel senso che, dato come presupposto che 2 settimane di magazzino te le puoi fare, dopodiché tu devi somministrare tutto quello che ti arriva. Se non lo somministri non te ne arrivano più vaccini, perché non possiamo avere delle realtà dove si accumulano vaccini in magazzino e altre realtà dove, se ci fossero più vaccini, inoculeremmo più vaccino ai cittadini. Ci siamo dati come presupposto di incontrarci a stretto gelo di posta, insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, con la conferenza delle regioni, per cercare di trovare una modalità per codificare questo principio, diciamo, che deve essere sempre mutualistico, rispettoso del fatto che tutti devono essere messi in condizione di fare vaccini, ma anche di fare in modo che i vaccini si possano dare a chi poi riesce a farli, perché se qualcuno fa solo magazzino, no. Ultimo aspetto, ci è stato confermato che la fornitura di Pfizer continua con i parametri che conoscete, noi ne avremo circa 40.000 a settimana, 38.000. Moderna sapete che è una fornitura molto più esigua, perché si parla di 100.000 vaccini a gennaio per poi andare a 600.000 vaccini a febbraio. Però c'è un dato importante, che il 29 di gennaio ci sarà la valutazione EMA per AstraZeneca. Se si apre il fronte AstraZeneca è verosimile che noi si possa chiudere la partita vaccinale per giugno, perché comunque, come vi ho sempre detto, a quel punto dipende dalla capacità della macchina vaccinale, visto e considerato che AstraZeneca dovrebbe inondare dei vaccini il mercato, sembra, il condizionale è sempre d'obbligo, però anche dai carteggi che vediamo sembra che, insomma, la fornitura sia copiosa. Si parla addirittura, se non ho visto male, di 91 milioni di dosi per il terzo trimestre, 91 milioni di dosi complessivo di 3 vaccini. Considerate che nel frattempo c'è Johnson & Johnson, ci sono altre realtà, per cui penso che verosimilmente, male che vada, noi arriveremo a primavera inoltrata, dove avremo comunque vaccini, molti più vaccini e molta più quantità sul mercato. Quindi non staremo lì a avere numeri risicati e ad essere vaccini dati sicuramente in deficienza rispetto a quello che potremmo avere, però insomma si va verso un periodo di meno buio. Adesso dobbiamo fare in modo di non abbassare la guardia. La terza ondata insomma è arrivata. Vi esorto a guardare i dati di tutte le regioni, vedete che ci sono regioni che hanno fatto restrizioni più forti delle nostre in tempi non sospetti, e comunque hanno riniziato a salire. Noi dobbiamo fare in modo che il lago della bilancia non torni a salire, nel senso che abbiamo 14 giorni di calo, dobbiamo continuare ad essere rigorosi nel rispetto del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina, e così ne veniamo fuori, perché nel frattempo avanziamo con i vaccini e quindi creiamo una mini immunità di gregge, definiamola così, che è improprio, cioè facciamo in modo che il virus cominci a trovare i nostri anziani vaccinati, i nostri operatori vaccinati, e poi a seguire i pazienti oncologici, le categorie fragili, tutti coloro che hanno diritto per primi di avere il vaccino. Se avete domande? Allora, iniziamo. Marco Bonet, se per favore ricordate sempre la testata. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Marco Bonet, Corriere del Veneto. Una domanda extra Covid, tutta politica, sulla vicenda Donat-San, su cui lei si era già espresso chiedendole scusa, però sta diventando un caso politico, nel senso che lei saprà sicuramente che è stato presentato in Consiglio una mozione di sfiducia, che un consigliere eletto con la lista Zaia ha firmato la mozione di sfiducia consentendo all'opposizione di presentarla, quindi io faccio 2 domande. La prima è se la Lega sosterrà questa mozione di sfiducia al momento del voto martedì,
E la seconda è se lei intende ritirare le deleghe all'assessore dopo quello che è successo. Grazie. Ma guarda, io dico semplicemente questo, che intanto non è una mozione di sfiducia, nel senso che è una mozione di riserva, che non è una mozione di sfiducia, e vedremo che discussione emergerà, anche perché comunque il gruppo deve ancora incontrarsi. Io ho chiesto le scuse, che ci fossero le scuse, e le scuse mi risulta siano state presentate, dopodiché il Consiglio è sempre sovrano. Mi fermo qui. Abbiamo mandato oggi una lettera a tutti i consiglieri. Sì. Lei? Ecco, questo è il fatto nuovo. C'è una lettera Ecco, quindi dei consiglieri o di lei ai consiglieri? Quindi ad adiuvandum, io conoscevo solo le scuse dell'altro giorno, vedremo anche quale sarà il testo di questa lettera, scusate ma io non l'ho letto. E quindi tutto deve essere riferito all'evoluzione della discussione del Consiglio, cioè il Consiglio nel momento in cui presenta una mozione di riserva che è un istituto stabilito dallo Statuto regionale, vuol dire che il Consiglio porta in pancia la discussione per un'eventuale indicazione. Prego. Allora, lei si rimette al giudizio finale del Consiglio, mi pare di capire. Ma guarda, io voglio essere, Albino, guarda, io voglio essere molto obiettivo ed ho l'obbligo anche di essere, come si può dire, di guardare con oggettività i fatti. Stiamo parlando di una dichiarazione, di un fatto infelice da condannare senza se e senza ma, al quale io non ci voglio assolutamente aggiungere altri contenuti, nel senso che penso che questa amministrazione è assolutamente contro le leggi razziali, è contro ogni forma di totalitarismo e dittatura, punto. So che il contesto nel quale è avvenuta questa roba è stato un contesto di assoluta goliardia, perché anche questo è. Posso anche aggiungere che improvvido anche andare in un contesto come questo, soprattutto in un momento come questo. Punto, mi fermo qui, nel senso che io so qual è il principio ispiratore che porta avanti questa amministrazione, che è quello del rispetto e delle idee di tutti, nel rispetto del fatto che la tua libertà finisce dove inizia quella del tuo prossimo. Figuriamoci se io posso avallare posizioni negazioniste, fasciste o altre minestre del genere. Mi conoscete, punto. Però oggettivamente ho l'obbligo di dire che insomma non mi sembra che sia stato scritto un manifesto, un nuovo manifesto fascista o altre robe. Dopo improvvida sicuramente tutta la vicenda, improvvida e assolutamente da condannare. Diciamo una leggerezza, quantomeno una leggerezza. Possiamo andare avanti, prego collega. Buongiorno, Stefano Pitarello, Telepadova. Buongiorno. Volevo capire, con l'atmosfera che c'è a Roma in questo momento e in tutta Italia, come sia stata un po' la riunione quest'oggi con la conferenza. Se in qualche modo sia pesata molto questa situazione. No. E capire anche, parlava di tagliandi da costruire nel corso del periodo, se anche questi tagliandi possono pesare in qualche modo in questa situazione. No, guarda, allora l'atmosfera è stata quella di sempre, oggettivamente, non so se è dettata dalla tranquillità dei nostri interlocutori o dal fatto del senso di responsabilità. Comunque, guardate, l'atmosfera è stata quella di sempre, le regioni sono solide e sono qui a cercare di governare questo processo. Per quanto riguarda i tagliandi, ne ho fatto io accenno con voi per un semplice motivo, che se fosse rimasto soprattutto il termine del 5 marzo, voi capite che tu non è che puoi chiudere una porta e buttare via le chiavi fino al 15 di marzo, perché accade di tutto nel bene e nel male. Quindi penso che sia doveroso avere allineamento dei dati e che siano uniformi, cosa che ancora in Italia non sta accadendo. Perché l'abbiamo visto con l'incidenza, noi non possiamo paragonare l'incidenza tra regioni quando sappiamo che l'incidenza deriva dal numero di tamponi. Dall'altro la necessità di capire che quando una zona viene attribuita a una regione, questa zona deve avere anche un minimo di come si dice, di approfondimento nel tempo, per evitare che una regione ci resti mesi in una zona. Tutto qua, insomma, però con molto senso di responsabilità, siamo davanti a un'infezione che al di là che magari per strada non si veda, ma si sente forte negli ospedali.
Io spero che questo calo iniziato, che insomma è evidente anche, devo dire, in questi ultimi 2 giorni anche importante, continui, perché se continua così vuol dire che io spero di poter dire un giorno che noi avevamo già dato, nel senso che mentre altri decrescevano noi crescevamo, adesso si è invertita la situazione, noi stiamo decrescendo e chi calava sta crescendo, ma questa vale anche come regola per noi, che dopo il calo c'è sempre la crescita, bisogna evitarlo. Ok, se il collega ha finito proseguiamo con Mosca. Sì, buongiorno Presidente Mosca. Buongiorno. Il nuovo terraglio. Mi scusi, appunto a questo proposito, lei infatti in tempi non sospetti aveva parlato di una curva del virus che sarebbe stata sempre ondeggiante, cioè con una, forse siamo in questa fase che lei aveva già previsto. Ma volevo sapere un attimo, noi oggi siamo giovedì, non so se ci può anticipare, ma questo famoso RT nel Veneto quant'è in questo momento? 0,95, una roba del genere, 96. 0,96 con il margine per 95. 0,96, 0,95. Per cui diciamo che siamo sempre in arancione. Ecco, per quanto riguarda invece... No, diciamo che saremmo in giallo, sì, però valutata l'incidenza e l'alto rischio siamo in arancione. Ok, sì è vero, era sopra l'1. E invece volevo chiedere per quanto riguarda le regioni chiuse, la chiusura delle regioni, adesso io non so se mi sfugge qualcosa, ma però se uno vuol farsi un giro a Venezia, cioè una famigliola, eccetera, non può farlo? No, per turismo no, solo per raggiungere la seconda casa. Solo per... ecco, però c'è anche un dato di... io non so i confini, però se uno arriva in aereo, un turista... Può muoversi rispetto alla località che ha, dove c'è la prenotazione. Prenotato, per cui paradossalmente se io abito a Roma e prenoto a Venezia un albergo, posso comunque andarci? Questo non lo so. Ma questa cosa qui, anche perché... Non lo so, nel senso la possiamo chiarire adesso, sono tutte nuove norme. Domanda perché tutti quanti si pongono questa domanda, anche perché Venezia in questo periodo noi sappiamo che abbiamo il carnevale. C'erano molte prenotazioni anche non solo dall'estero ma da tutta Italia, che lei sa benissimo si fanno di anno in anno per il periodo anche di appartamenti, perché ci sono degli abitué del carnevale che ovviamente questa però che avevano già prenotato ovviamente l'anno precedente, perché sono abitué. Però alcuni appunto chiedono, ma non si può andare se uno ha già prenotato, già pagato? Rispondiamo con una FAQ da parte dell'avvocatura, nel senso che cercheremo di capire cosa hanno scritto, scusi. Ecco, e allora nello stesso questo spostamento della visita che non è all'interno, cioè tra i comuni, cioè se uno ha i genitori, cioè a Natale l'avevamo fatta per gli spostamenti natalizi dei parenti, ma gran parte delle persone, anche parenti, possono stare in comuni limitrofi. Sì, lo si può fare in caso di necessità o assistenza a persona che ne ha bisogno. Non per una visita. No, ma non l'ho deciso io, è quello che hanno scritto. Ma è una chiarezza. No, ma non lo dico lei, lo dico in generale per evitare di trovarmi 800 mail dopo su sta roba qua. Okay. Stiamo parlando di un provvedimento nazionale, non della regione. Sì, certo. Quindi guardi, facciamo fare un approfondimento per questi due quesiti, quindi il tema del turismo e il tema delle visite a parenti fuori comune. Lo scriviamo. Grazie. E se l'avvocato Botteo mi ha ascoltato ha detto di sì, quindi faremo i due quesiti. Benissimo. Con la FAQ. Perfetto, proseguiamo, prego collega. Giorgio Malavasi, Gente Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, 3 domande. Una relativamente ai vaccini. Prima si parlava delle percentuali di adesione. Colpiva un po' il fatto che mentre negli ospedali è attorno, anzi oltre il 90%, nelle case di riposo sia attorno all'80%, ma compreso che tutti, si diceva, gli anziani, gli ospiti, insomma, vaccinati. Il che significa che essendo 30.000, gli operatori sono sul 60%, insomma, grosso modo. Sono più bassi, sì. Ecco, un 40% di mancata adesione fa un pochino pensare.
mi verrebbe a dire qual è la lettura che ne viene data e insieme se sulle quasi 100.000 ormai vaccinazioni che sono state fatte in Veneto ci sia stato una qualche segnalazione di effetti collaterali che vanno al di là di quelli banali di cui sappiamo. Nessuna. Al momento nessuna segnalazione. Per quanto riguarda gli operatori, voi sapete che il vaccino è volontario e ovvio è che ed anche una dimensione della sensibilità rispetto al luogo nel quale si va a lavorare. Però io non discuto su questo, nel senso che siamo in un paese libero e quindi questo è il tema. E se avessimo una vaccinazione con un'adesione più alta sarebbe meglio. Certo è che non facciamo tragedie, insomma c'è una vaccinazione che è al di sopra comunque dell'immunità di gregge, per cui in quel contesto ovvio che poi l'immunità di gregge si raggiunge con tutta la popolazione, però insomma dai, siamo fiduciosi. Prego. Allora, le strutture, quindi anche le associazioni Euripa e UNEBA stanno comunque monitorando bene, stanno cercando anche di fare l'opera di informazione e sensibilizzazione e sono fiduciosi anche loro, insomma, che si recuperi, quindi è sempre aperta, non è che se uno ha saltato questo momento qui non lo recuperiamo, se uno decide tra 10 giorni di essere vaccinato viene vaccinato chiaramente. Ma è stata raccolta qualche motivazione, diciamo, più corposa o più che coinvolge tante persone? Dipende dalla sensibilità personale, anche dalle categorie, no? Cioè magari i sanitari sono molto più coinvolti perché si occupano di sanità, no? Qui siamo in un ambito di assistenza, è probabile insomma, che la formazione sia anche diversa da parte di alcuni operatori e ci sia magari una sensibilità diversa. Non facciamo colpe a nessuno, però il nostro ruolo è quello di rendere disponibile il servizio della vaccinazione e anche a più riprese, nel senso che tutto quello che è recuperabile si recupera. Una domanda di dettaglio ancora sui vaccini, tecnica diciamo, appunto sono arrivati questi quasi 8.000 dosi di Moderna, mi pareva di aver letto da qualche parte che ogni dose di Moderna si possa suddividere, ogni flacone diciamo di Moderna si possa suddividere in 10 dosi. 11 dosi, anche lì c'è il dibattito 10/11. Ecco. Comunque vuol dire che delle 8.000... No, sono 7.800 dosi, non flaconi. Sono già dosi. Allora, ok. Magari fossero... perché sarebbero 70.000 allora a quel punto dosi. Non è che ve ne vanno meno poi, perché i giornali scrivono questo. Microfono per favore. Prego. No, ci danno 7.800 dosi. Questo è quello che abbiamo oggi in magazzino. Sono poche, però insomma speriamo di crescere sempre di più con le dosi. Allora, per chiudere, una domanda di clima, diciamo. Prego. All'inizio di dicembre, mi pare, dicevi che era molto opportuno coinvolgere di più la gente in Veneto per evitare che poi il clima cambiato rispetto a marzo-aprile provocasse, come dire, ribellioni anche, contrarietà molto esplicite rispetto alle restrizioni. Cosa si è fatto, se si è fatto in questo senso, e qual è il clima che percepisci oggi? Ma guarda, io ho detto due cose, fra l'altro vedo Repubblica, l'ho detto a Repubblica 4 mesi fa, che il clima era cambiato e che non sarebbe stato impensabile procedere con ordinanze di PCM perché dissi anche, mi ricordo, la strada da qui ad aprile è lunga. Penso che sul fronte del coinvolgimento, diciamo, della strategia non è cambiato nulla, perché comunque i cittadini hanno informazioni di provvedimenti, di restrizioni e dovremmo iniziare sempre di più, secondo me, pensare anche a fare magari quello che fanno molti paesi europei che cominciano anche a ipotizzare, diciamo, dei nuovi scenari con delle nuove regole nella fase di convivenza con il virus. Ma questa è un'altra storia, ci sono delle esperienze a livello internazionale di alcune aperture con determinate regole molto più, diciamo, di attenzione al tema della salute. Faccio un esempio, faccio un esempio solo a titolo di esempio, se avessimo il test fai da te, che è già in Belgio si va a comprare il test in farmacia gratis con la ricetta a costo senza ricetta. È innegabile, al di là che poi partirebbero tutte le grandi riflessioni sulla validità o meno del test, però è innegabile che molte attività, immagino un ristorante,
si renderebbe assolutamente disponibile a utilizzare il test per i suoi clienti in maniera tale che si creerebbe un grande screening di massa tutti il mezzogiorno, tutte le sere, pensate solo alla mole di movimentazione. Ovvio è che questo deve rientrare sui piani di sanità pubblica, quindi ho l'impressione, tanto per dire un'altra roba innovativa, che da qui a maggio accadranno queste robe qui, cioè è inevitabile, cioè non possiamo pensare di arrivare a maggio con DPCM, restrizioni e basta, perché è ovvio che la pressione è alta. I nostri non sono di guerrafondai, qualcuno ha voluto descrivere i bar e i ristoranti che fanno io apro l'iniziativa come della gente poco per bene. Io penso che siano lavoratori per bene, che hanno fatto grande anche loro questa economia e che lanciano un grido d'allarme, sono in difficoltà, molti non riapriranno più, pensate non solo loro, alle palestre, ai negozi che si vedono decimato la loro clientela perché comunque c'è chiuso il confine comunale, insomma le difficoltà sono molte, in un contesto nel quale i ristori, da quello che ne so io, non stanno arrivando in maniera così copiosa come era prevedibile. Speriamo bene, perché adesso ci ha annunciato uno scostamento di bilancio per ulteriori nuovi ristori, però vedo che gli operatori si lamentano che non vedono soldi. Ma lo scenario nuovo non è solo ristori, è anche qualcos'altro. Prego? Lo scenario nuovo a cui alludevi non è solo... Sì, no, dico, immagino che anche questa fase di diagnostica di terza generazione che sta entrando in campo, di innovazione che tutto il mondo sta portando sui piani di sanità pubblica, immagino che accadrà che, sentite, a marzo non avevamo neanche i tamponi, no? Ce ne avevamo 2000 al giorno. Adesso ne facciamo 60.000, ma nel frattempo nel mercato è accaduto di tutto. A marzo ci sembrava di essere come si può dire, dei miracolati perché avevamo trovato i pungidito. Oggi se porti il pungidito a qualcuno dice ma cos'è sta roba? Il mondo cambia, ma con velocità paurosa perché è una pandemia mondiale, quindi tutti lavorano su questo tema. Mai nella storia si è realizzato un vaccino in 10 mesi. Questo dobbiamo ricordare, anzi in 10 mesi, direi in 6 mesi, perché la Cina ha iniziato in estate a vaccinare. Ecco, allora proseguiamo con il primo giro, Fois. Buongiorno Presidente. Sì, buongiorno. Filippo Fois, Media Nord-Est. Perfetto, io volevo ricollegarmi alla campagna vaccinale, forse una domanda che potrà far sorridere qualche addetto ai lavori, però si tratta di un fenomeno che noi stiamo rilevando dalle segnalazioni che ci arrivano in redazione. Vale a dire che ci sia un certo spaesamento nelle persone, molte delle quali tra poco si attendono la chiamata al vaccino, dal fatto che esistano diversi marchi di vaccino. Questo ha creato una certa confusione in persone che dicono ma come il vaccino dovrebbe essere uno solo perché ci sono varie marche, addirittura ci dicono ma noi possiamo aspettare, possiamo dire di no perché vogliono quasi come se fossero diversi vaccini, capire quale funziona meglio, e questo sta creando secondo me delle perplessità per cui qualcuno probabilmente, almeno da quello che sentiamo noi al telefono, nelle mail, rinuncerà almeno in un primo tempo a vaccinarsi. Ma guarda, ti faccio un esempio. È logico e umano che pongano queste questioni. Ma perché? Perché con il Covid abbiamo aperto un riflettore su tutto. Questa roba accadeva, me lo ricorda anche l'assessore Lanzarin con gli anti-influenzali, ma siccome nessuno parla del vaccino anti-influenzale, cioè diciamo la situazione è ritenuta di normalità. Cioè allora se pensate che questo è un coronavirus, se pensate che stiamo parlando di un vaccino contro il coronavirus e se pensate che la famiglia più o meno è sempre quella dei virus, tra i virus diciamo respiratori, cioè alla fine immagino che tra qualche anno, quando comunque avremo superato questa fase della mega informazione e tutto, qualcuno dirà da dove vai? Vado a farmi il vaccino per il Covid. Guardate che finirà così, vado a farmi il richiamo per il Covid. E quando ci facciamo l'antinfluenzale non ce n'è uno, cioè, anche lì è così. Poi domani ci sarà il professor Palù e penso che sia una ottima giornata, un'ottima occasione per tutti i veneti che vostro tramite avranno le informazioni. Faremo a lui questa domanda se ci sei domani e vi darà uno spaccato di perché sono tanti, perché poi diverse imprese lavorano per il loro vaccino. È così con i farmaci, no? Ti viene il mal di testa, quante pasticche abbiamo per il mal di testa? C'è l'imbarazzo della scelta, ma tutte te cavo il mal di testa. Perfetto, Peppe no.
Curzio Pettenò, Rai TGR Veneto. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Preoccupato di questa crisi politica che si innesca ad una crisi sanitaria e come si sta affrontando anche rispetto alla riunione di questa mattina questo intreccio tra crisi politica e problema sanitario che c'è, che rimane un'epidemia, una pandemia e coinvolge non solo il nostro Paese? Beh, quest'anno con questa vicenda ci mancava solo la crisi politica. Diciamo che è il momento più sbagliato per avere una instabilità di governo. Spero si risolva velocemente. Penso che le soluzioni siano ormai chiare a tutti: o ci sarà un Conte ter, quindi un nuovo governo Conte, o ci sarà un nuovo Presidente del Consiglio incaricato, o ci sarà ovviamente l'opzione del centrodestra. Punto. Immagino che alle elezioni non si andrà. Lei è contrario alle elezioni proprio perché siamo in una fase pandemica o per altre motivazioni? Ma guarda, io ho sempre dichiarato che le elezioni sono sanificatorie, ma in questo momento qua immagino che se ci fossero sarebbe uno scenario veramente problematico, sia da un punto di vista di regole di sanità pubblica che per un paese che entrerebbe in un tunnel che durerebbe quanto? Un paio di mesi almeno prima di poter avere una nuova classe dirigente e avere un nuovo governo. Per quanto riguarda appunto la realtà attuale, per di come gestire questa situazione nel confronto tra governo e regioni, come questo proseguirà con una situazione perlomeno di incertezza del governo in attesa di come si evolverà la crisi? Ma guarda, io penso che qui ci sia un vantaggio, che le regioni sono stabili e solide e sono performanti, per cui il governo si ritrova un interlocutore che qualora vi fossero dei rallentamenti o qualcuno che tira il freno a mano, il nostro interlocutore a regioni tirano sempre, per cui il confronto c'è, stamattina c'è stato. Ovviamente poi vedremo gli sviluppi rispetto ai nostri interlocutori, se saranno quelli ancora in futuro oppure ci saranno altri interlocutori. Di certo la regione non si ferma. E lei vorrebbe altri interlocutori o le stanno bene quelli che ci sono? Ma guardate, queste sono scelte che non devo fare io, le fa il Parlamento queste scelte e il Capo dello Stato qualora vede che non c'è più una maggioranza. Io so semplicemente che dobbiamo uscire da questo incubo e non abbiamo necessità di divagazioni sul tema. E per quanto riguarda appunto il DPCM, in ogni caso verrà designato questa sera dal governo? Ci hanno confermato che emaneranno il DPCM e immagino che sarà oggi in giornata, cioè insomma scade il 15, per cui non penso che non ci siano tanti tempi e quindi comunque il provvedimento va avanti, anche perché ricordo che scade il 15 l'attuale DPCM, per cui ci sarebbe un vuoto che comunque non si può creare. Su questo DPCM che oggi vi è stato illustrato, che giudizio dà anche rispetto poi alla cabina, resta la decisione della cabina di regia rispetto a quanto dice il CTS e ci sarà domani questa valutazione. Allora, lei come vede questo quadro che c'è adesso? Premetto una cosa, che noi non abbiamo visto il testo finale, ho letto anch'io come voi le agenzie o le home page dei giornali. Dico che i governatori hanno detto sempre che chiedono da sempre una scelta che sia dettata da parametri scientifici e che quindi l'Istituto Superiore della Sanità sia parte centrale di questo tema. Evitiamo divagazioni sul tema, come vi ho detto, evitiamo di sentirci dire ad ogni piè sospinto era meglio rossa, era meglio arancione, fate di più, fate di meno, perché davanti a un problema nazionale e internazionale ci vuole una realtà scientifica. Questo è quello che abbiamo detto, dopodiché vedremo la ricaduta. Abbiamo chiesto, ve lo dico, abbiamo chiesto a più voci la possibilità di rivedere ad esempio il tema dell'asporto per i bar, questo sì, ve lo confermo. Sapete che è negato dell'asporto dopo le ore 18, consideriamo che i bar, nel rispetto delle regole di non creare assembramenti, di non fare in modo che l'asporto venda lo spritz in piazza e quindi diventa un finto asporto, possano e debbano poter anche loro fino alle 22 poter praticare l'asporto come fanno i ristoranti. Lei prima rimane l'indicazione delle fasce colorate, cromatiche per regione, lei però dice, almeno l'ha accennato prima,
sarebbe meglio trovare invece un'indicazione nazionale? No, non ho detto questo. Io ho detto semplicemente che l'Istituto Superiore della Sanità attribuisce le aree e le zone. Ricordo ai cittadini e anche a me stesso che le zone sono state decretate con un decreto di ottobre e la scelta è stata fatta di comune accordo per evitare il lockdown, perché la soluzione l'alternativa alle aree è il lockdown, scelta ad esempio che ha fatto la Germania adottando il lockdown ed è in lockdown da 16 di dicembre, o la Gran Bretagna che è in lockdown ormai da un mese e parla di cessazione del lockdown a marzo. Perciò lei dice devono rimanere le fasce regionali o è da rivedere Ma sarà l'Istituto Superiore della Sanità che decide se la misura a quel punto debba diventare nazionale oppure no. Io so che noi abbiamo un'attribuzione di area arancione che avremmo, immagino, per un paio di settimane, come accade in tutte le realtà. Grazie. Prego. Allora manca ancora un collega per chiudere l'ultimo giro, se si può avvicinare a un microfono, prego, premi quello. Grazie. Buongiorno Presidente, Marco Lacava, Radio Wellness. Volevo girarle una domanda di un ascoltatore di Radio Wellness arrivata questa mattina. Prego. Nelle scorse settimane è stata ventilata a livello nazionale l'ipotesi di inserire pazienti oncoematologici tra i soggetti a rischio da sottoporre a vaccinazione Covid con priorità. Questo è ancora un argomento di cui si discute o è stato accantonato? Per noi è una priorità. Sì, noi li abbiamo inseriti, mi ricordo, ne abbiamo parlato anche stamattina, fra l'altro. Con l'inizio degli over 80 abbiamo anche le persone appunto oncologiche con patologie insomma che richiedono quindi questa priorità. Quindi sostanzialmente la priorità di leggere a quella degli ospedali e delle case di riposo. A seguire, ovvero praticamente nell'immediatezza, gli over 80 e gli oncologici. Tra l'altro abbiamo avuto anche una stima, mi sembra, 7.000, 11.000. So che stamattina ho visto anche una stima delle vaccinazioni. Grazie, per un secondo giro si sono prenotati Salmaso e Bonet e Malavasi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. C'è una curiosità che mi piacerebbe chiarire se fosse possibile. Allora, lei giustamente ha sempre sostenuto che la Regione Veneto, come tutti i governatori, si rimettono al verdetto dei tecnici e degli scienziati, però ci fa capire bene quali sono i meccanismi in base ai quali poi vengono decisi i parametri, perché cioè quello dell'incidenza dei positivi è stato inserito, da quello che abbiamo capito noi, da Brusaferro, ma è stato eliminato. Non c'è più. Abbiamo capito tutti che probabilmente penalizzava quasi esclusivamente il Veneto, perché è la regione che fa più tamponi. Però di fatto è sparito, quindi verrebbe da dire che i tecnici propongono e poi è sempre la politica a decidere quali sono i parametri da tenere in considerazione. È così oppure no? No, guarda, ricordo, e grazie per la domanda, ricordo che lo stesso Ministro Speranza ha sollevato la questione perché comunque i parametri non sono omogenei. Quindi è impossibile pensare che il parametro dell'incidenza, perché il vero parametro dell'incidenza, sul quale io sono d'accordo, è rappresentato dal fatto che tu imponi ad ogni comunità una percentuale di tamponi sugli abitanti e a quel punto guardi il dato. Ma io non mi posso confrontare con una regione che fa 400 tamponi al giorno e io ne faccio 60.000. È impossibile. Che incidenza può avere la regione che fa 400 tamponi al giorno? Niente ha di incidenza. E quindi questa ipotesi di fare dei tamponi in rapporto alla popolazione non è ancora stata passata. Allora dico che gli scienziati hanno ragione a porre il tema dell'incidenza, che è un tema proprio accademico, ma quel tema non prescinde dal fatto che bisogna fare lo stesso numero di tamponi, perché quando lo studi sui libri parlano dell'incidenza e danno per scontato di parlare di una comunità, un bacino unico. Ma la verità è che non è così. In Italia c'è chi fa tamponi e chi ne fa pochissimi. Abbiamo regioni con gli stessi abitanti nostri che fanno 1/20 dei nostri tamponi. Cioè, capite che... Però è stato inserito invece il tema dell'alto rischio che tiene conto dell'ospedalizzazione e quello è un tema vero. Ricordo che noi abbiamo come Veneto 5 regioni, delle quali non si parla mai, che ospedalizzano più di noi, che in questo momento hanno più pazienti in percentuale della popolazione più di noi. Bene. Avrei qualche altra domanda da presentarle. Allora,
Prima, mentre arrivavo qui, il GR3 ha dato una notizia che vorrei capire se vi risulta o meno. Cioè pare che il carcere di Rovigo debba diventare il carcere Covid di tutto il Treveno. Non lo so. Ha avuto una comunicazione del Ministero della Giustizia lei in tale proposito? Perché questo comporta una rivoluzione dei sistemi sanitari che è decisamente nulla. No, però se il regime carcerario, insomma il Ministero dopo decide di autonomia? Ma sì, cioè, se decide, e penso che sia anche una scelta che può avere delle ragioni di sanità pubblica, nel senso che decide di dedicare una struttura ai Covid per evitare la diffusione del contagio, è una struttura che, cioè, è una scelta che va nella direzione dell'isolamento, che è una delle misure di sanità pubblica. Come abbiamo fatto noi per le case di riposo, dove anzi l'assessore potrebbe spiegare come si è fatto per l'isolamento nelle case di riposo. Quando è che l'abbiamo approvato? No, ma noi il nostro piano di sanità pubblica era ancora il piano quello della prima ondata, che prevedeva, quindi quello di marzo, che prevedeva nella fase appunto che ci fossero i nuclei isolati. Insomma, l'hanno fatto nella prima ondata, l'hanno fatto anche in questa seconda ondata, quindi vuol dire che svuotavano, non so, un piano, mettevano tutti i positivi e i negativi li lasciavano agli altri, quindi all'interno della struttura, ma con i setting separati, con i percorsi anche dello sporco e del pulito separati, e quindi insomma abbiamo applicato ad ogni struttura. Chiaramente alcune hanno avuto più difficoltà perché logisticamente non sono strutture che erano in grado di farle, quindi in quel caso insomma hanno ricavato delle stanze. Si è diminuito l'entrata anche degli ospiti che hanno dovuto lasciare delle stanze libere proprio per dare incontro a questa esigenza. Sì, aggiungerei che allora era stato valutato su proposte di tecnici anche il tema di fare delle strutture, diciamo, Covid free e delle strutture Covid per le case di riposo, ma ne venne fuori, oltre all'impraticabilità logistica, anche il tema degli operatori, che gli operatori sono sempre gli stessi. E siccome le case di riposo importano il virus, non è che se lo vanno a cercare, e quindi il tema centrale è quello dell'operatore, no? Bene, no. Però non ne sappiamo nulla, Albino. No, ho capito, sì. L'assessore si informa, adesso vi diciamo. Grazie. Altre due questioni, se posso. Lei prima ha fatto un elenco dei vaccini che ci sono, che abbiamo capito che Pfizer e Moderna sono ovviamente con l'RNA messaggero, gli altri hanno usato invece le tecniche più tradizionali, quindi i tempi sono molto più lunghi. Ecco, detto questo, ce n'è uno tutto italiano che è il Reitera, che è stato messo a punto dallo Spallanzani, e c'è anche una collaborazione dell'Università di Verona. Ecco, il Veneto ha avuto un ruolo in questo certo. startup, perché è una cosa che non abbiamo mai chiarito fino in fondo e che mi piacerebbe ne abbiamo parlato addirittura col professor Nocini, il magnifico rettore di Verona, era qui, è venuto qui a dire che iniziava la sperimentazione, per cui il Veneto ha un ruolo, però il vaccino adesso io non so quando sarà oggetto di valutazione EMA e poi AIFA, perché deve essere autorizzato. Sì. Penso sia già sulla fase 2 comunque. Dicono maggio, giugno, insomma, vabbè. Però se vi serve un aggiornamento potrei invitare, penso sia la professoressa Tacconelli che sta seguendo, anzi è la professoressa Tacconelli che sta seguendo, la inviterò perché così vi dà un punto nave su Reitera. Sì, anche perché sennò pare che sia solo, almeno le è stato presentato con la Regione Lazio, quindi per questo l'avevo posto questa domanda. Sì, bravo ad esserti ricordato. Con il ruolo dello Spallanzani. Ecco, l'ultima cosa riguarda la crisi di governo, senza ripetere questioni sollevate da colleghi, vorrei focalizzare l'attenzione sul recovery plan. Non so se lei ha avuto tempo di leggere le 160 pagine, ma la domanda è questa: le regioni avevano posto al governo la necessità di un confronto preliminare prima che venisse approvato, o ora pare che questa cosa sia estremamente complicata. Qual è lo scenario che lei vede e cosa pensa si debba fare per trovare una sintesi che deve necessariamente passare per il Parlamento, ma che evidentemente non può tagliare fuori gli enti locali? Ma guarda, intanto c'è una fase parlamentare, c'è una fase che può, diciamo, modificare radicalmente questo progetto. Dopodiché, diciamocelo fino in fondo, i bracci operativi nel territorio italiano sono rappresentati dalle regioni, perché quando tu parli di edilizia ospedaliera, chi è che fa gli ospedali? Siamo noi. Io dico che a questo recovery plan ci vanno affiancati poteri stile Ponte di Genova, se vogliamo vedere gli ospedali realizzati con velocità. Ma lo dico semplicemente perché è un fatto di burocrazia. Guardate, abbiamo un esempio
mediamente un ospedale per essere realizzato in Veneto, e siamo efficienti, non ci si mette meno di 10 anni. E capite che 10 anni vuol dire che rischi di avere strutture vecchie quando sono realizzate. Quindi si può fare in fretta, nella legalità, con tutti i controlli del caso, mettendoci veramente anche degli elementi, dei comitati di garanzia. Il tema non è rubare, il tema è fare velocemente le opere. Dall'altro ci sono degli elementi che a me lasciano, diciamo, qualche punto di domanda. Penso a quel fracasso di miliardi sulla digitalizzazione. Allora, premesso che siamo tutti d'accordo che la digitalizzazione sia fondamentale, ma è altrettanto vero che questo è un percorso che si raggiungerà negli anni. Noi in questa fase, come dopo una guerra, sulle macerie dobbiamo andare a costruire subito. Il problema è che dobbiamo iniettare risorse nelle imprese che automaticamente creano PIL e automaticamente creano occupazione. La digitalizzazione è un tema irrinunciabile, ma penso che non ci dia i risultati sperati nel breve periodo, ma neanche nel medio. È fondamentale essere, se no siamo fuori dal mondo, se non abbiamo la fibra. Però in questa fase penso che sia fondamentale guardare in faccia la realtà. Quindi bisogna anche ridistribuire quindi le risorse in maniera diversa, mi pare di capire. Ma sì, guardate, la stagione delle opere pubbliche lo insegna l'economia, ma sul serio l'economia. L'Accademia ce lo insegna che le stagioni delle opere pubbliche hanno fatto ripartire i paesi. Però, siccome non dobbiamo più far strade, mi sembra di capire che su questi temi si è fatto chiarezza, o ce ne sono alcune da fare, ma non è che ci sono le nuove infrastrutture oggi che sono rappresentate ad esempio dall'edilizia ospedaliera, che sono cantieri che movimentano l'economia, e l'edilizia ospedaliera secondo me deve essere cruciale, e poi tutta una serie di interventi per la competitività, per le imprese, insomma tutto quello che si riesce a dare alle imprese è fondamentale. Io chiudo. Ecco, sì, collega Sarmaso ha finito, toccherebbe a Bonet che passa, e quindi Malavasi. Una domanda tecnico-pratica. Prego. Terminando appunto in gennaio questa prima tranche di vaccinazioni per gli ospedalieri, case di riposo eccetera, e iniziando a inizio febbraio quella per gli over 80 e per altre categorie, in effetti come funzionerà praticamente, anche perché gli over 80 andranno, suppongo, chiamati a casa, e quindi pensando proprio alla VC delle cose, di quello che succederà da spiegare alle famiglie che hanno un ottantenne, un over 80 a casa. L'assessore adesso interviene. Bene. Stiamo predisponendo la chiamata, iniziamo dalla Corte del 1941 e poi andiamo a scendere. ULS per ULS. Con gli avvisi a chi del 1941 gli arriverà la lettera a casa, quindi poi a scendere 40, 30, 20, 39, 38, insomma a scendere, gli arriverà la lettera a casa con il giorno e il luogo dove andare. Ok. E quante ne avete già scritte? Non ve lo so dire perché poi ogni singola azienda sono in totale, noi abbiamo calcolato insomma in base alla nostra anagrafe 350.000, dobbiamo togliere però quelli che sono dentro le case di riposo, che chiaramente alcuno è di 30.000 famoso dentro le case di riposo, però a noi risultano 350.000, bisogna togliere appunto, ripeto, quelli che sono dentro le case di riposo e sono over 80. Immagino che ci sia una percentuale anche, magari non piccolissima, di over 80 che siano in difficoltà anche negli spostamenti, magari non quelli del 41. Andremo direttamente a domicilio con l'ADI, l'assistenza domiciliare, oppure con le USCA. Ok. Quando è che partite? Subito? Abbiamo i 7.800 dosi, adesso iniziamo a muoverci con quelle. Se servirà, prima chiuderemo la partita delle case di riposo e dopodiché si parte subito. Io non ho altre richieste di intervento. Buongiorno e buon lavoro. Buon lavoro a tutti. Domani c'è il professor Palù allora. Appuntamento a domani allora con il presidente e l'assessore, il professor Palù. Non mi è arrivata, non sono riuscita ad avere il
Eccoci, torniamo in onda. Allora, avete sentito il focus di questo appuntamento, di questa diretta incentrato in particolar modo sui vaccini. Avete sentito le ultime parole dell'assessore Manuela Lanzarin. Gli ultra ottantenni verranno convocati con una lettera a casa in cui sarà indicato ora e luogo in cui presentarsi per la vaccinazione. 7.800 sono le dosi che sono arrivate con il vaccino Moderna. Con questo vaccino saranno vaccinati gli ultra ottantenni. Si partirà dall'anno 1941 e poi a scendere. Intanto in fase di chiusura la vaccinazione all'interno delle RSA. Avete sentito quali sono le percentuali. 80% delle persone hanno accettato il vaccino tra anziani e operatori, e ovviamente contando che tutti gli anziani ospiti nelle RSA hanno deciso di vaccinarsi, quindi la percentuale degli operatori che lavorano all'interno delle case di riposo che ha deciso di non vaccinarsi scende al 60%, invece vicinissima al 100% è la percentuale invece dei medici che lavorano negli ospedali che si sono vaccinati, e poi parleremo proprio con loro. Avremo con noi sia Antonino Pipitone che Ketty Tempesta, volontario della Croce Rossa di Treviso. Allora, questi sono un po' i dati, poi avete sentito anche le parole del Presidente legate alla crisi di governo. Come sempre ovviamente non si sbilancia, però ha chiarito che uno dei temi importanti, soprattutto per quanto riguarda i fondi stanziati del recovery plan, sarebbe stato importante far ripartire le imprese, quindi iniettando soldi all'interno delle imprese. Ad esempio avete sentito con l'edilizia ospedaliera, e quindi ha in qualche modo un po' criticato tutti i fondi che sono stati dati alla digitalizzazione, questo grandissimo capitolo che è presente all'interno del recovery plan, ma che di fatto non aiuterà a far ripartire un paese nell'immediato, non adesso, un paese che si deve rialzare dalle macerie, proprio come ha detto Luca Zaia. Poi adesso noi ci colleghiamo con la nostra Daniela Sizia, che è con, eccole qua le nostre donne, la Daniela Sizia che è con Nicoletta Rizzetto in collegamento da Piazza dei Signori. Daniela, buongiorno, eccoci con la protesta di baristi e ristoratori. Daniela, siamo qua, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, siamo in diretta qui da Piazza dei Signori, come vedete alle mie spalle la prefettura, e lo vedete, esercenti, commercianti, ristoratori sono esasperati, li vedete anche dai cartelli, obbligati a fallire. La gente è stanca, non ci sono ristori, non ci sono contributi, chiedono di essere sentiti dal governo, chiedono di avere un sostegno. Ormai dicono il 50% rischia davvero di chiudere. Io sono in compagnia di Giada. La situazione ormai è veramente difficilissima per voi. Sì, ormai siamo alla frutta, come si suol dire, non ci sono aiuti, i ristori che sono arrivati sono ridicoli e fatalità arrivano sempre in concomitanza con dei pagamenti da fare allo Stato, per cui oggi noi abbiamo deciso di chiedere udienza al prefetto per portargli delle domande. Ecco, ci sarà un documento che consegnerete al prefetto, che cosa chiedetegli? Gli chiediamo di farsi tramite col ministro Patuanelli, anche se non è il suo, perché in qualche maniera questa situazione venga risolta. Vorremmo capire perché i ristoranti, i bar, questi tipi di esercizi commerciali deve chiudere alle 18 in zona gialla, quando da quando sono chiusi è quadruplicato il contagio, quindi forse non sono loro, forse non siamo noi, forse è qualcos'altro. Chiediamo perché per tutti i codici Ateco ci sia un rimborso, ma ci sia un rimborso non ristoro, ma sul fatturato perso. E anche per le aziende appena nate, ce ne sono tante, nel 2019, fine 2019, primi 2020, quando ancora si poteva lavorare, e loro non hanno ricevuto assolutamente niente. Ecco, fra l'altro proprio qualche minuto fa sono entrati 2 rappresentanti di Veneto Imprese Unite proprio dal prefetto per chiedere, per portare queste istanze.
Giada, un'altra domanda. Domani scatterà un flash mob, però voi dite noi non vogliamo andare contro la legge, non vogliamo andare contro quello che sono le limitazioni della fascia arancione, quindi che cosa farete? Allora, tutti i ristoratori e i baristi di Treviso che decidono di aderire alla nostra iniziativa faranno un flash mob in cui apriranno i locali con le luci, con la musica, con tutto quello che è aprire un locale a seconda delle proprie diversità, però non farà entrare i clienti e non servirà. Non ci sarà il servizio. Questo perché comunque c'è un decreto legge che lo prevede, che non si possa fare così, però è anche giusto far sentire la nostra voce. So che ci sono due manifestazioni. Ecco, quello che ti stavo per chiedere infatti era questo. A chi invece decide di aprire, che cosa rispondete voi? Che non è corretto, che rischieremo di passare per un Tori di nuovo, che rischiamo di essere sempre quelli che non rispettano le regole a detta, perché non è così, e che bisogna preservare la salute, bisogna preservare il cliente, bisogna preservare l'attività. Quindi secondo noi è da incoscienti aprire e ricevere i clienti. Ecco, io ti lascio solo un attimo perché alle mie spalle vedo un ristoratore. Sì. Situazione ormai non solo difficile ma inaccettabile come avete detto voi, e prima leggevo anche il diritto di fallire. Sì. Perché? Ma il diritto di fallire perché ormai siamo costretti allo zero sostanzialmente. Non possiamo far conto su asporti, non possiamo far conto su domicili, per quanto riguarda tante realtà ristorative che non fanno pizza, che non fanno cose consegnabili e quindi ci siamo costretti a fallire. Con l'asporto a voi non basta ovviamente? Assolutamente no. Assolutamente no. L'asporto vale solo per determinati tipi di categorie, ristoranti, bar, non tutti riescono a fare l'asporto. Per esempio noi abbiamo un ristorante che fa carne, come potremmo mai consegnare una costata a domicilio cotta? Sì, non avrebbe un gran senso. Domani, manifestazione pacifica. Sì. Rimarrete aperti, in realtà aperti ma non aperti. Bravissima, aperti con noi, con lo staff, dunque i nostri ragazzi, simuleremo un servizio dove daremo appunto la prova che non c'è nessun rischio, nessun pericolo di contagio, si può lavorare in sicurezza e non essere marchiati come untori, cosa che invece come categoria siamo comunque tra plexiglass, igienizzati su tutti i tavoli, misurazione di febbre, si prende più che sicuri? La persona più che sicuri rispetto a tantissime altre attività. Ecco, noi stiamo attendendo ovviamente la riunione con il prefetto e i due rappresentanti di Veneto Imprese Unite. Avete sentito, oggi sono qua con i cartelli, domani il flash mob, ormai l'esasperazione è tanta, ci dicevano prima il 50% rischiano la chiusura. È una percentuale, rischia la chiusura, una percentuale davvero alta di bar, di ristoranti, ma anche di negozi che rischiano davvero di chiudere i battenti. E Anna, se non hai domande io ti cederei la linea. Grazie Daniela, allora eventualmente ci sentiamo più tardi. Daniela Sizzia in Piazza dei Signori con Nicoletta Rizzetto. Allora vi diamo tra pochissimo una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda tutta la questione dell'asporto, che ricordiamo nel nuovo DPCM è vietato dopo le 18 per bar e ristoranti. Andiamo in pubblicità, vediamo le previsioni del tempo e dopo ne parliamo assieme. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. Una massa d'aria fredda proveniente dalla Russia si propaga verso l'Europa, estendendosi anche sull'Italia e dunque al nord-est, dove il tempo sarà buono, ma il clima davvero freddo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 14 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, nelle prime ore sono previsti alcuni addensamenti nuvolosi, specie sulle zone montane e pedemontane, non si esclude anche qualche occasionale banco di nebbia in pianura, per il resto tanto sole con cielo da poco nuvoloso a sereno. L'eruzione artica avrà conseguenze soprattutto sulle temperature, le minime infatti saranno sotto lo zero su tutte le province della nostra regione, le massime invece si attesteranno tra i 5 e 6 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche qui solo con qualche locale addensamento, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, valori massimi invece sui 6-9 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà asciutto e soleggiato, locali nevicate a bassa quota sui settori alpini di confine. Temperature minime sui -7-5 gradi, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. 13:39 di nuovo in onda, buongiorno, ben ritrovati, edizione straordinaria di Antenna 3. Abbiamo sentito il presidente Zaia che ha dato i tempi, il timing per la somministrazione dei vaccini agli ultra ottantenni che saranno chiamati a casa con una lettera già con luogo e ora per l'appuntamento a cui presentarsi. Sono arrivati i vaccini Moderna, 7.800 dosi, poi la crisi di governo della quale abbiamo parlato con Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ha detto stiamo correndo per far approvare il decreto ristori, il quinto decreto ristori. E poi c'è un grande tema, quello sollevato dalle proteste che sono in corso in questo momento, ve le abbiamo fatte vedere in Piazza dei Signori, di baristi e ristoratori ai quali il nuovo DPCM vieterebbe l'asporto dopo le 18. Ci sono delle novità, il ministro Boccia, ministro per i rapporti con il Parlamento, ha chiarito che questo è uno dei temi in discussione con le regioni. Questa è la novità, la batte l'ANSA. Il divieto di vendita da asporto per i bar potrebbe essere limitato, attenzione, solo alle bevande e agli alcolici, quindi non più agli alimenti. È l'ipotesi, secondo quanto si apprende, emersa nel corso della riunione tra governo e regioni, dopo che diversi governatori, tra questi anche appunto il nostro, il governatore del Veneto, hanno sollevato perplessità sulla misura. Il ministro Boccia, sempre secondo quanto si apprende, avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare casi di movida, ma avrebbe anche garantito che il governo recepirà le perplessità delle regioni e appunto quella del vietare l'asporto oltre le 18 è una delle perplessità che appunto sono state sollevate. E proprio in merito a questo, sempre per raccontarvi le risposte del territorio che sta vivendo questa crisi durissima, adesso andiamo a Vicenza con un servizio realizzato dalla nostra redazione. Molti colleghi hanno rinunciato in zona arancione di tenere aperto perché dicono che non conviene. Io sono qua perché voglio dare comunque un servizio. Noi in questo momento facciamo un servizio pubblico, garantiamo un servizio alla clientela, dopodiché loro prendono, portano via da asporto. Si sentono investiti anche di una responsabilità sociale nei confronti della comunità, i baristi che ancora sono in grado di tenere aperte le serrande alla vigilia del varo del nuovo DPCM, che con molta probabilità imporrà loro da sabato il divieto di effettuare l'asporto anche dopo le 18. Ecco che dal basso al grido #IoApro si stanno mobilitando in molti a tenere provocatoriamente aperti gli esercizi la sera in segno di protesta, una scelta però controversa. Però saranno in gran pochi qua a Vicenza. Io spero che non ci sia proprio nessuno. Noi non abbiamo intenzione di partecipare per 3 motivi. Uno, perché già ci dicono che siamo gli untori e qua gliela serviamo su un vassoio d'argento e ce lo diranno ancora di più. Secondo motivo, perché per chi ha avuto dei lutti in famiglia, questo soprattutto per i nostri clienti, ci guarderebbero come dire: ma come, non vi preoccupate della salute? E 3, non lo trovo giusto personalmente. Siamo in questa situazione, dobbiamo cercarne di uscire, però uscirne rispettando le regole. Noi siamo vicini a questi nostri colleghi, però noi non aderiamo. Fino ad agosto, metà settembre circa, erano le regioni che gestivano un po' i protocolli e la situazione. Dopodiché il governo ha voluto prendere in mano lui e gestire lui tutte le situazioni, non si è capito niente, c'è un caos totale. Perciò lasciateci almeno l'autonomia
alle nostre regioni e ai nostri governatori, che forse sono più bravi a gestire le situazioni. Stessa indagine ha fatto la redazione di Treviso per capire come molti ristoratori, baristi si stanno riorganizzando la loro attività per cercare appunto di tenere aperto anche in queste giornate arancioni in cui l'Italia si trova. Le porte dei locali che vengono chiuse a chiave, sedie e sgabelli impilati, tavolini vuoti, la zona arancione vista attraverso la situazione di bar e ristoranti, le cui attività sono al momento ferme, se non per il solo servizio di take away o consegna a domicilio. E così i locali, per sopravvivere in questa fase, in attesa di nuovi ristori, si riorganizzano. Tutti quanti si stanno un po' voltando all'asporto, anche chi non l'aveva fatto nei mesi precedenti. Ovviamente gli incassi sono irrisori, però non possiamo più permetterci di stare chiusi, di non lavorare, visto che gli aiuti purtroppo non arrivano e quando arrivano sono inconsistenti. Asporto che funziona soprattutto a pranzo, mentre fatica a decollare nel servizio serale. Chi è a casa molto spesso aspetta la cassa integrazione da diversi mesi e quindi non ha magari la possibilità di spendere. La parola d'ordine è tener duro, in attesa di poter tornare ad accogliere i clienti di sempre, e aspettando quel giorno si va avanti, riorganizzando il proprio lavoro. In zona arancione noi riusciamo a fare mensa con i contratti degli operai che lavorano qui nei cantieri. Perché non fate l'asporto? Perché sinceramente qui all'osteria che non abbiamo fatto quasi mai l'asporto, di conseguenza abbiamo deciso di non farlo. Questo è quello che succede nel Trevigiano, una manciata di secondi per dirvi che un totale di 437 confezioni di farmaci cinesi illegali per la cura del coronavirus sono stati sequestrati dai NAS, pari a oltre 2000 pillole vendute sotto banco appunto per la cura dei sintomi da Covid, privi di qualsiasi genere di autorizzazione. Adesso andiamo a vedere lo spot ministeriale che è stato preparato. Eccoci di nuovo in onda. Allora ovviamente abbiamo parlato fino ad ora della situazione difficilissima di baristi e ristoratori, ma con la redazione di Venezia andiamo ad aprire una pagina anche sugli artigiani, il tessuto economico del veneziano, anche questo messo a dura prova. Vediamo. Ormai è quasi un anno che i fatturati delle nostre imprese artigiane sono scesi veramente quasi a zero. Noi abbiamo parecchi casi, abbiamo un meno 70% medio, con casi di meno 84, 86%. Alcune aziende sono proprio chiuse del tutto, quindi meno 100%. Bisogna resistere. Il direttore di Confartigianato Venezia, Gianni De Checchi, lo ripete spesso ai suoi associati e ai suoi collaboratori e in questo periodo economicamente disastroso ha finito con ripeterlo persino a se stesso. Da tempo nella sede di San Lio si incrociano storie di imprenditori sempre più sull'orlo del fallimento. È una situazione terribile in cui l'economia è stata di fatto azzerata, per le nostre calli non passa nessuno, i negozi sono quasi tutti chiusi e la cosa forse più drammatica è che nel resto del nostro Veneto, credo anche nel resto del paese, penso anche a livello dei parlamentari, non si ha la percezione molto chiara della situazione veramente incredibile che stanno vivendo le città d'arte del nostro paese e Venezia in modo particolare. Venezia soffre più di tutti perché ha perso gran parte del suo tessuto sociale, sostanzialmente sacrificato sull'altare di un turismo di massa che per decenni ha comunque concesso una certa agiatezza, perlomeno fino a quando il coronavirus non ha azzerato quasi tutto. Venezia sarà un luogo dove parecchi esercizi saranno chiusi e potranno essere riaperti esercizi e attività di maggiore qualità, quello che tutti noi vogliamo, per chiamare un turismo di maggior qualità. Per fare questo ci vuole la volontà politica, amministrativa, ci vogliono idee chiare, ci vuole un tavolo, ci vuole una presa di coscienza da parte dell'amministrazione, un lavoro lungo, laborioso, difficile. Antonino Pipitone dall'Italia dei Valori a Italia Viva, buongiorno, grazie per essere con noi, lo saluto e lo ringrazio, ospite atteso in questa nostra edizione straordinaria, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, facciamo un passo indietro. In realtà noi ci siamo sentiti alcuni giorni fa perché lei si è fatto il vaccino, è stato vaccinato in quanto medico dell'ospedale. Quindi la prima domanda per restare in tema Covid è questa, ma poi ovviamente dovremo parlare, abbiamo bisogno di qualche risposta in più anche per quanto riguarda questa situazione, questa crisi di governo. Ma partiamo dal vaccino. Lei è stato, quando ha fatto il vaccino innanzitutto, prima dose, a breve arriverà la seconda. Sì, ho fatto il vaccino ovviamente come previsto e richiesto dall'azienda, ma io sono una persona che è attenta alla scienza e quindi alla ricerca, quindi l'ho fatto ben volentieri. Ho fatto la prima dose come tantissimi miei colleghi e tanti infermieri, tanti operatori sanitari, non ho avuto alcun problema di nessun genere. Fra 2 settimane farò il richiamo perché ce n'è già passata una. E quindi sono, come dire, oggi è l'unica risposta concreta, forte, dal punto di vista proprio della prevenzione, in questo caso delle cure, che noi possiamo dare per contrastare questa pandemia che ci sta veramente ormai occupando giorno e notte le nostre vite. Senta, ci sono persone che stanno chiedendo un vaccino piuttosto che un altro, no? Visto che adesso è arrivato Moderna, poi siamo in attesa anche di AstraZeneca, cioè voi che poi tra l'altro siete professionisti del settore, visto che le somministrazioni non sono uguali, anche il metodo proprio di inoculazione del vaccino non è lo stesso, c'è qualcuno che ha chiesto l'uno piuttosto che l'altro e cosa ne pensa lei? Ma il vaccino che ho fatto io, quello della Pfizer, è Moderna, quello che è stato approvato pochi giorni fa e che sono arrivate già le prime dosi in Italia e anche in Veneto, e hanno lo stesso meccanismo sostanzialmente d'azione, nel senso che sono dei vaccini che vengono inoculati 2 volte, quindi c'è un richiamo dopo 21 giorni per quanto riguarda quello che ho fatto io, quello della Pfizer, mentre per quello di Moderna, se non sbaglio, è dopo 28 giorni il richiamo. Poi arriverà quello dell'AstraZeneca che ha un meccanismo diverso, diciamo un po' classico. Questi 2 vaccini che cosa hanno di nuovo? È una stimolazione del nostro sistema immunitario in maniera molto innovativa, perché non viene inoculato una parte del virus come si è fatto con i vaccini che sono attualmente in commercio anche per i bambini sostanzialmente, ma viene inviata una informazione genetica per produrre una proteina che blocca la proteina spike, che è la proteina con cui il virus si attacca alle nostre cellule, poi entra dentro le cellule e crea poi quella cascata di immunitaria di malattie che porta in alcuni casi a situazioni drammatiche, in alcuni casi alla morte. Quindi questo per quanto riguarda i 2 vaccini Moderna e la Pfizer. Per quanto riguarda quello per esempio quello dell'AstraZeneca, invece è un vaccino più classico come tecnologia, in cui viene inoculato nel cittadino, nella cittadina che si vaccina una parte del virus che è attenuato, oppure una parte del virus che stimola le risposte immunitarie contro appunto il virus, insomma. Come vede la gestione delle tempistiche, dottore, in questo caso? No? La Regione Veneto davvero è la prima regione in Italia per numero di vaccini inoculati. Quindi si sta correndo? Ma guarda, la prima regione mi pare che sia la Campania, ma Campania io, e Veneto, francamente questa roba delle classifiche non è che la capisco. Diciamo che tutte le regioni italiane, a parte 3, mi pare la Calabria, la provincia di Bolzano e forse la Val d'Aosta, sono un po' indietro come vaccinazione, dopodiché siamo tutti superiori al 70-80%. Tenete presente che arrivano, da quello dei dati che ho io, circa 450.000 dosi a settimana in tempo quasi reale vengono inoculate. Tenete presente che il vaccino della Pfizer e anche quello della Moderna, anche se un po' meno come temperature, vanno tenute a temperature molto basse, meno 70, meno 80 gradi, quindi in dei frigo molto particolari. Quando viene scongelato il virus, il vaccino deve essere assolutamente fatto in tempi, entro 4-5 giorni bisogna fare tutte le vaccinazioni, se no vengono perse dosi di vaccino, quindi viene perso un patrimonio importante, quindi noi non ci possiamo permettere questo. Quindi tutte le attività vengono fatte in maniera perfettamente coordinata. In Veneto
c'è un'ottima organizzazione da questo punto di vista, perché voglio ricordare che in Italia vengono fatte dalle 22 alle 23 milioni di vaccinazioni all'anno, quindi non è che veniamo dalla Luna, abbiamo delle strutture in tutta Italia, nella regione Veneto ovviamente in particolare, già un meccanismo rodato che ci consente abbastanza tranquillità. È chiaro che per fare una vaccinazione di massa come quella che noi dobbiamo fare dobbiamo avere molto di più, quindi dobbiamo avere molte più strutture, molti più medici e infermieri che si dedicano a quello, però io penso che lo sforzo nei prossimi 3-4 mesi sarà importante in questo senso, e per esempio io parlo della provincia di Padova, sono state già individuate le sedi, quindi sia nell'area di Padova città, per esempio a Padova si farà in fiera, più in altre zone del circondario della città, nell'alta e nella bassa padovana sono state già individuate le zone dove i cittadini saranno chiamati per fasce d'età, tipologie eccetera a vaccinarsi. Senta, da medico ma anche da uomo, cosa ha provato nel momento in cui le è stato fatto il vaccino? Ma devo essere sincero, mi sono sentito molto più sicuro. Mi sono sentito molto più sicuro, mi sono sentito molto anche fiero di aver svolto un dovere, perché il problema non è solo che tu sei più sicuro per te stesso, ma sei più sicuro anche per gli altri. Perché io vedo decine di persone ogni giorno, vedo centinaia di persone ogni settimana, migliaia di persone tutto l'anno, perché vedo veramente una quantità impressionante di pazienti, quindi è importante che io, voglio dire, non solo non venga infettato, ma soprattutto che io non sia vettore per altri. Quindi devo essere sincero, c'è una sensazione di eticamente molto soddisfacente. Sono eticamente soddisfatto di aver fatto il mio dovere nell'interesse del paese, perché di questo si tratta, e poi come cittadino mi sento più tranquillo dal punto di vista proprio della salute, perché l'immunità comincia a svilupparsi già dopo una settimana, dopo la seconda dose del vaccino l'immunità è completa. Oggi non sappiamo che tempi abbiamo per quanto riguarda il periodo per cui avremo gli anticorpi in circolo. Sicuramente si parla di 8 mesi, un anno, sicuramente può darsi che ci sia necessità anche di un richiamo dopo un anno e mezzo, però sappiamo che se noi vacciniamo per esempio tutta la popolazione del Veneto entro quest'estate, noi avremo già un'immunità molto importante. Se lo facciamo in tutte le regioni italiane ci rendiamo conto quanto sia importante questo. Oggi il problema è avere appunto i vaccini disponibili che dopo l'approvazione dell'AstraZeneca speriamo dovrebbero arrivare in maniera molto più copiosa come numero, insomma. Senta Pipitone, parliamo di politica. Parliamo di politica. Italia Viva ha ritirato i suoi ministri. Qual era il vero obiettivo? Qual è l'obiettivo? Far cadere il governo? Ma guarda, è una scelta che ha fatto Renzi e i gruppi parlamentari. Io da iscritto ho ricevuto le comunicazioni che ricevo da mesi. Innanzitutto non è, come si potrà capire, non è una scelta semplice, anche perché la valanga di critiche, di offese, insulti che stanno arrivando in queste ore era purtroppo prevedibile. Il ragionamento è parlare della sostanza. Innanzitutto, per quale motivo Renzi dovrebbe fare una crisi di governo così, tanto per dire che vuole fare sempre il più bello di tutti e il più bravo di tutti? Voglio ricordare che il governo Conte esiste grazie a Renzi, soprattutto se non fosse stato per Renzi Conte non sarebbe passato tranquillamente da Salvini al PD, a Italia Viva e a Leo senza problemi, tanto per essere chiari. Quindi abbiamo ritirato due ministre, due persone brave, importanti, che hanno fatto delle belle cose per quanto riguarda la parte, per esempio, di tutela della famiglia, la ministra Bonetti, e per quanto riguarda il sostegno all'agricoltura, la ministra Bellanova. Quindi vedete qual era il motivo, cosa ci abbiamo da guadagnare? Da guadagnare abbiamo soltanto cercare di portare questo governo sul fare delle cose concrete che in questi mesi purtroppo non ha fatto. Abbiamo criticato da mesi, da ottobre a novembre, il fatto che non c'è condivisione, che non c'è una visione di paese, che stanno arrivando
centinaia di miliardi che noi dovremmo investire per rifare un investimento sul futuro dell'Italia, e questo purtroppo non c'è stato. C'è stato presentato una bozza sul Recovery Fund che era da mettersi le mani ai capelli. Grazie al primo intervento di Italia Viva e di Renzi è stato molto migliorato, quindi c'erano solo per esempio 9 miliardi alla sanità, adesso ce ne sono 20, c'erano 3 miliardi per la ricerca, adesso sono triplicati per esempio per i giovani, per le infrastrutture c'era pochissimo, adesso abbiamo il 70% di investimenti che sono previsti per le infrastrutture nuove, non quelle vecchie già finanziate come era previsto, quindi tante cose che non andavano e che abbiamo denunciato e che alla fine hanno probabilmente, non so se è giusto o sbagliato, lo vedremo nei prossimi giorni. Pipitone, non è bastato comunque. No, non è bastato perché purtroppo poi alla fine le risposte di Conte purtroppo da quello che ci dicono non sono arrivate, se no ribadisco che senso avrebbe, visto che noi comunque siamo disponibili Italia Viva è disponibile a comunque riprendere un percorso, un cammino sulla base di un progetto diverso sia veramente concreto. Ma faccio solo un esempio, guarda, tanto perché sentivo prima il responsabile degli artigiani che parlava della situazione drammatica. Oggi abbiamo i responsabili, gli esercenti di ristoranti, trattorie, pizzerie che sono in piazza e che protestano, dico giustamente, perché c'è gente che vuole vivere del proprio lavoro, non vuole vivere di sussidi che tra l'altro arrivano col contagocce e non danno alcuna risposta. Cioè, questo governo ha approvato una cosa che non sta, a mio avviso, né in cielo né in terra, nemmeno secondo noi, nel senso ha approvato questo famoso cashback, che significa che tu paghi con la carta di credito e poi ti rimborsano il 10% se fai almeno 10 pagamenti. Hanno investito 4,5 miliardi di euro. Ma questo per carità, contro l'evasione fiscale, siamo tutti d'accordo, eccetera, ma se questi soldi in questo momento così tragico li avessimo dati a questi esercenti con un contributo di ristoro reale, non minimo, che sono purtroppo tanti costretti a chiudere. Noi dobbiamo fare in modo che la gente non chiuda le attività. Ma quindi lei non si sente rappresentato da questo governo, da questa maggioranza, no? Quindi lei condivide le mosse di Renzi? Ma guarda, io devo essere sincero, io per quello che mi riguarda come cittadino capisco che le critiche che ci sono, perché le critiche in un momento così delicato, anche perché tanta gente appunto non ha lavoro, che è disperata, che ha problemi di salute eccetera, e che è difficile comprendere questa scelta. Una scelta che alla fine ha fatto Renzi, ma l'ha fatto sulla base, Renzi con i gruppi parlamentari, l'ha fatto sulla base del fatto che non ci sono state le risposte che avevamo chiesto, ma non nell'interesse di Italia Viva, perché Italia Viva, se avesse chiesto penso un ministro in più gliene avrebbe votato, non è quello il problema da quello che so io, da quello che ho capito. Quello che non va è che non puoi tenere in piedi un governo solo perché c'è un'emergenza. Un governo serve se fa qualcosa di buono e di utile. Adesso c'è una campagna diffamatoria mostruosa, in parte artatamente, voglio dire, costruita dai mezzi nazionali del gruppo di Casalino, eccetera, è evidente, quindi anche comprensibile se vogliamo. Però io dico, aspettiamo qualche giorno, speriamo che si possa riprendere un cammino, poi ecco, infatti adesso le strade sono più di una, quindi lei che cosa si augura? Cioè che Conte porti la questione in Parlamento, che Conte faccia la conta dei senatori per vedere se c'è una nuova maggioranza, quindi che qualcuno, i famosi responsabili, passino a Conte, che cosa si augura adesso? Oppure che il governo cada? Ma guarda, io mi auguro soltanto che il governo Conte faccia il bene della comunità. Quindi il governo o qualsiasi altro governo sia, al di là se Italia Viva ci può essere o meno, altri partiti ci possono essere o meno, non è quello il problema per noi e per me, dico per Nino Pipitone, per quello che posso contare io. Quindi non è il problema la formula di governo. Se Conte vuole continuare a fare il governo continuando a fare quello che ha fatto, quindi non rispondendo alle richieste, facendo finta di niente, rinviando sempre
i percorsi comuni, non presentando progetti che diano una visione importante per i prossimi 20 anni del nostro paese, perché di questo si tratta, del nostro futuro e dei nostri figli. È evidente che qualsiasi governo che continua a fare così, francamente non mi interessa e non interessa Italia Viva sicuramente, penso che non possa interessare nessun cittadino. Se il governo questo o un altro governo faranno delle proposte serie, concrete, con cui si possa discutere, condividere e partecipare, penso che sia utile al Paese. Poi la formula di governo, c'è la Costituzione che governa queste cose, non è che sono questioni di opinione. Il Presidente adesso Conte può rivedere di nuovo i suoi percorsi, può ripensare con la maggioranza che ha di fare un'attenta verifica di quello che si è fatto e cercare di sistemare qualcosa che bisogna fare in meglio, può cercare una nuova maggioranza con nuovi adepti o nuovi senatori di altri partiti. Di dove? Che vogliono... Secondo lei da dove? Dove potrebbero arrivare questi senatori? Guardi, cioè, secondo lei qualcuno da Italia Viva potrebbe discostarsi da questa scelta di Renzi e visto che insomma anche lei ci sta raccontando che a voi è arrivata questa notizia, ma insomma la base del partito non è stata sentita per questa scelta, che è stata una scelta piuttosto forte. Lei pensa che ci potrà essere qualche defezione da Italia Viva, qualcuno che magari non condivide la scelta o magari fatta in questo momento e voler sostenere il governo, oppure uscire proprio da Italia Viva, secondo lei? Guardi, io francamente, se c'è qualcuno che ha altre idee, non lo so. Da quello che mi risulta tutti i gruppi parlamentari hanno discusso e sono stati ben uniti nel prendere questa decisione. Poi non lo so se qualcuno o meno può essere più critico oppure no. Diciamo che questa sicuramente è una scelta forte che mette il governo e il Paese di fronte alle responsabilità. Io dico ai cittadini, guardiamo la sostanza delle cose, del perché si fanno certe scelte pesanti e forti. Io capisco la gente che oggi è molto critica nei confronti di Renzi, perché in questo momento si fa fatica onestamente a capire una scelta del genere, chiunque la faccia. Però questa scelta è stata fatta per migliorare a breve e in prospettiva le risposte in termini di lavoro, in termini di sviluppo. Noi non possiamo avere 3 miliardi destinati allo sviluppo e alla ricerca su 207 miliardi che l'Europa ci mette a disposizione. Non possiamo pensare che la sanità possa essere sistemata con 9 miliardi quando noi sappiamo che ci sono delle problematiche enormi. Possiamo pensare di lasciare 37 miliardi, il cosiddetto MES, che sembra questa formula così strana, ma sono soldi destinati alla salute e alla sanità, e sono fondamentali. Poi lei insomma che dentro ci sono la delle sanità, cose concrete che sono state chieste. Lei che lavora dentro la sanità probabilmente ci può testimoniare questo, no? Che questi soldi del MES erano fondamentali. Grazie Antonino Pipitone per essere stato con noi, ci perdoni la divagazione dal Covid, alle vaccinazioni, insomma la politica, ma abbiamo approfittato insomma della sua presenza. Grazie per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro a voi e a tutti i cittadini, arrivederci. Antonino Pipitone, Italia Viva. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e poi ci collegheremo con Ketty Tempesta, Croce Rossa di Treviso, anche lei da poco vaccinata. Eccoci, ben ritrovati, 14:11. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite, Ketty Tempesta, Croce Rossa di Treviso. Buongiorno Ketty. Anna. Ciao, buongiorno. Ovviamente non è la prima volta che sei qui con noi nel corso dell'edizione straordinaria. Ci avete raccontato come avete lavorato in tutti questi mesi come Croce Rossa per gestire, insomma, essere di supporto alla protezione civile, ma anche all'intero sistema sanitario. Io ti ho contattato privatamente perché ho visto che su Facebook hai postato la foto della tua prima somministrazione al vaccino, quindi anche tu sei tra le persone che hanno già ricevuto la prima dose. Ci racconti un po' come è stato l'iter, no? Per capire adesione, non adesione, la chiamata, per capire come si sta organizzando, come è organizzata la Regione Veneto. Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi chiamato e per appunto volere un po' sapere la nostra testimonianza. Allora, per l'azienda per cui io lavoro, ovviamente sanitaria,
abbiamo aderito in massa alla vaccinazione, perché questa ci permetteva di proteggere prima di tutto i pazienti con cui venivamo a contatto, ma soprattutto anche noi stessi. E quindi è stata fatta una chiamata, diciamo, dopo il 6 di gennaio un po' generale a scaglioni, prima ovviamente i medici, infermieri, operatori sanitari e quant'altro. E quindi abbiamo aderito a questa prima somministrazione con il Pfizer, che è stata fatta 10 giorni fa più o meno, e a fine gennaio avremo la seconda dose. Gli effetti ovviamente sono quelli che si sentono un po' in giro, un po' di indolenzamento al braccio, un po' di mal di testa e niente di che, insomma. Quindi noi l'abbiamo dovuto fare in quanto appunto l'azienda con cui lavoriamo ha chiesto di poter partecipare a questa campagna vaccinale. Non è stato imposto, è sempre su scala volontaria, però abbiamo deciso insomma di salvaguardare, oltre, ripeto, ai pazienti con cui noi collaboriamo e lavoriamo tutti i giorni, anche noi stessi. Certo. Perché appunto se si arriva a vaccinarci il più possibile, arrivare anche al 95-100% di vaccinazione è una protezione in più per tutti quanti. Senti, c'è una sorta di anamnesi a cui siete sottoposti per capire, insomma, perché non siamo tutti uguali, no? Ovviamente adesso Zaia ha appena annunciato che insieme agli ultraottantenni anche i malati oncologici verranno vaccinati, quindi saranno i primi. Esatto, c'è una specie di, diciamo, di consenso informato, chiamiamolo così, che però non è proprio un consenso informato, dove viene fatta un'anamnesi della paziente che hai davanti con un medico, ovviamente nel nostro caso era il direttore sanitario dell'ospedale dove io lavoro, e praticamente ti viene chiesto tutta una serie di cose. Ovviamente se sei stata a contatto con un Covid positivo, se mai hai contratto il Covid, che tipo di problematiche puoi avere, cioè sei allergica al lattice, puoi avere problemi di tosse, puoi avere problemi, non so, hai avuto della febbre ultimamente, hai delle intolleranze, tutta una serie di cose. E poi ovviamente se assumi determinati farmaci, certo, tipo il cortisone o gli steroidi, o se fai parte di persone con problemi oncologici. E quindi insomma sono 3 pagine di informazioni su te stessa, in modo che loro devono sapere se può succedere nei 20 minuti più o meno successivi al vaccino una qualsiasi tipo di reazione. Senti, Katy, tu che sei volontario della Croce Rossa, come vedi, come hai visto questa notizia, insomma, anche che ha dato oggi Zaia, che allora all'interno delle case di riposo, insomma, un 40% di operatori che lavorano quindi con gli anziani hanno rifiutato di fare il vaccino? Potrei dirti un no comment, nel senso che per me non esiste una cosa del genere, nel senso gli operatori sociosanitari che lavorano all'interno delle case di riposo non avrebbero neanche dovuto porsi la domanda sì o no, cioè il vaccino punto è a capo, perché comunque sei a contatto con una buona parte di persone fragili, che sono quelle che poi leggi in tutti i giornali, è la classica range d'età dai 70 ai 90, che sono quelli che poveri se ne sono andati col Covid. Quindi io non mi sarei neanche posta la domanda, l'avrei, non dico imposto perché è brutto da dire, però voglio dire, li avrei fatti vaccinare senza nessun problema. Senti, io so che tu sei mamma e quindi adesso non so quanti anni hanno i tuoi figli, ma insomma non so se sei una di quelle mamme che sta vivendo tutta la questione della didattica a distanza, perché con i vaccini c'è ad esempio il Partito Democratico che ha detto diamo una corsia preferenziale per fare i vaccini anche proprio ai ragazzi per farli tornare a scuola o a tutto il personale delle scuole. Anche in questo caso ovviamente non ne abbiamo così tanti, però c'è chi sta chiedendo di poter far ripartire le scuole, di far ripartire il mondo produttivo destinando i vaccini anche in maniera prioritaria a queste categorie di persone. Cosa ne pensi? Beh, sarebbe una cosa fantastica. Io ho 2 figlie, una è un'infermiera, quindi voglio dire fa parte della categoria. Quella più piccola è al secondo anno delle superiori e devo dire che lei fa didattica da casa da quando ha iniziato scuola, in poche parole, le superiori. Non mi piace l'idea che non abbia più un rapporto umano, tra virgolette, con i suoi compagni, ma solo strettamente digitale, con gli stessi professori. Io sarei per farli vaccinare. Io ho vaccinato i miei figli con qualsiasi tipo di vaccino che ci fosse stato in commercio, anche quando all'inizio si parlava del famoso papillomavirus, quando tante mamme erano completamente scettiche sul quel tipo di vaccino.
Io sarei per vaccinarli perché, ripeto, se noi ci vacciniamo riusciamo anche a proteggere una buona parte di persone che magari non possono essere vaccinate. Quindi perché poveri metterli a rischio? Facciamo questo vaccino e basta. Tanto è un vaccino che ha la stessa funzione dell'antinfluenzale, quindi viene ripetuto di anno in anno, non è che adesso si arriva mi pare a 6 mesi, forse un anno come copertura. Quindi io questa sarei... è la destinazione. Senti Katy, parliamo di Croce Rossa, come state lavorando adesso in questa fase 3? Ma allora, per noi è stato difficile un po' tutte le fasi, perché ovviamente siamo arrivati a un punto dove abbiamo dovuto fare delle scelte per continuare ad andare avanti con i servizi, quindi affrontare anche i pazienti Covid. È stata abbastanza dura perché ovviamente tutti i volontari, non solo della sede di Treviso, ma diciamo di tutto il comitato, erano un po' preoccupati perché giustamente si sarebbero portati in casa un virus che alla fine preferivano tenerlo fuori dalla porta. Quindi è stata abbastanza dura. Siamo finalmente riusciti ad entrare in un piano regionale delle vaccinazioni e quindi abbiamo finalmente, guarda, in questi giorni proprio stilato una lista con tutti i volontari di tutte le sedi che parteciperanno a questa vaccinazione. E la prima dose viene data il 23 gennaio e poi una seconda verso il 13 di febbraio. Per me questo è stato veramente, cioè il Presidente ha ottenuto veramente una cosa molto, molto importante, soprattutto per i volontari, perché così finalmente si sentono molto più protetti rispetto a prima, che insomma, erano un po' così abbandonati a se stessi. Siete ancora impiegati nel sostegno, ad esempio, alle persone in difficoltà o ad esempio alle persone che sono sole in questo momento, le persone in quarantena? State lavorando anche su questo fronte? Noi stiamo facendo ancora il famoso pronto farmaco, comunque assistenza alle persone che sono a casa, chiuse in quarantena. Si sono organizzate anche in maniera leggermente diversa, però devo dire che tutto sommato ci chiamano e ci chiedono sia di portargli i farmaci, ma anche di andarli a prendere e fare visite di controllo. Addirittura c'è gente che non riesce ad andare a fare magari il tampone di controllo di fine quarantena o diciamo il rapido. Quindi noi diamo anche questo tipo di servizio, li andiamo a prendere, li portiamo e facciamo anche questo. Chiaro che è molto più difficile perché, ripeto, tanti volontari hanno scelto di non partecipare a questa cosa per paura appunto del Covid. Adesso diciamo che con una serie di corsi di formazione e altre cose che stiamo facendo sempre ovviamente a distanza, con il direttore sanitario che abbiamo in Croce Rossa, tanti hanno cominciato a dire vabbè, proviamo insomma con i vari DPI, proviamo ad aiutare anche noi. Sicuramente è una grossa responsabilità e capisco anche una scelta difficile perché poi sono persone che a casa hanno delle famiglie, come giustamente dici tu, e quindi ecco, chissà che il vaccino possa creare questo scudo di protezione davvero per tutti in modo che si possa tornare a lavorare al regime di prima. In ultima battuta ti chiedo questo, Katy, che situazioni quali sono quelle più difficili? Perché parliamo tanto adesso di queste categorie che hanno gli strumenti per protestare, magari tanti anziani soli a casa in quarantena, cioè tu con il tuo punto di vista sei riuscita ad identificare determinate situazioni che magari non fanno notizia o di cui non riusciamo a parlare ma che ci sono, cioè queste quarantene stanno creando altre difficoltà soprattutto negli anziani? Beh, sugli anziani sì, ma non solo sugli anziani, perché bene o male qualcuno ha comunque un figlio o una figlia o un nipote che può andare a trovarla. Ci sono delle situazioni, scusami Anna, molto più particolari di donne da sole che a volte si trovano in difficoltà o di bambini allo stesso che non riescono a essere seguiti perché ovviamente, non dico abbandonati perché è brutto da dire, però in situazioni un po' precarie. L'anziano diciamo che preoccupa un po' meno perché, ripeto, bene o male, o il servizio sociale del comune, o il volontario, o il vicino di casa stesso. Noi spesso e volentieri ci mandano a fare delle assistenze e il vicino di casa è quello che ha seguito magari l'anziano più del figlio. Certo. Però arriviamo anche in situazioni di degrado abbastanza pesante, ma anche e soprattutto di donne abbandonate a se stesse o comunque con delle situazioni all'interno della famiglia difficili. Io su questo a me dispiace essendo donna, però devo dire che questa è la cosa che mi fa più male. Ecco.
Katy, grazie per aver lanciato questo tema che vedremo allora di approfondire anche con i mezzi e gli strumenti che abbiamo. Grazie, buon lavoro a te e a tutta la vostra squadra. Grazie mille a te, grazie ancora Anna, arrivederci, grazie. Katy Tempesta, Croce Rossa di Treviso. Adesso negli ultimi minuti che abbiamo a disposizione vogliamo occuparci di un altro tema, perché mentre il nostro paese sta affrontando una crisi pandemica, c'è un inverno che peraltro quest'anno è stato molto duro. Avete sentito tutte le situazioni di maltempo, le condizioni della montagna. Io saluto e ringrazio Matteo Tomasi, medico del SUEM di Crespano. Grazie per essersi collegato con noi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Allora, noi in regia abbiamo anche caricato delle immagini che lei ci ha mandato del vostro elicottero del SUEM, quindi insomma la regia poi le potrà mandare, ma anche dei suoi uomini che si muovono in mezzo alla neve per andare a soccorrere gli escursionisti sul Grappa. Allora, nonostante questa sia una situazione piuttosto difficile, il maltempo ha imperversato, quindi c'è tantissima neve sia sull'altopiano che ovviamente sul Grappa. Voi state lavorando molto. Ci racconta un po' come siete organizzati e anche, insomma, se si può fare un appello alle persone che scelgono il Grappa anche con le particolari condizioni atmosferiche in cui ci troviamo in questi giorni. Sì, allora iniziamo col dire che l'elicottero non è di Crespano ma è della centrale provinciale di Treviso e ci viene fornito in caso di bisogno dalla centrale di Treviso. E niente, come siamo organizzati? Noi a Crespano abbiamo questo sistema per cui dobbiamo gestire tutte le emergenze nel Monte Grappa. Sono emergenze che tante volte impiegano molto tempo e anche un dispendio molto tecnico dal punto di vista proprio della logistica, della preparazione iniziale dell'intervento, che poi magari viene risolto in 5 minuti dall'elicottero, però c'è tutta una procedura prima di identificazione del posto, di avvicinamento via terra, di coinvolgimento di squadre anche del soccorso alpino o di altri enti che servono per capire dove dobbiamo andare. Quindi l'operatività, quando la centrale provinciale ci passa la chiamata, noi intanto dobbiamo studiare bene la zona, capire come andare, dove andare, soprattutto cercare di identificare bene la zona, anche perché molto spesso poi partiamo, lasciamo il mezzo da qualche parte e ci incamminiamo a piedi anche per ore, e quindi dobbiamo essere sicuri di quello che, almeno nel limite del possibile, di quello che può servire dal punto di vista tecnico, dal punto di vista sanitario per la gestione dell'intervento, insomma. Senta, ma c'è qualche sprovveduto che si avventura verso il Grappa? Insomma, voi stiamo raccontando di tanti interventi che avete fatto. Possiamo dire che chi sceglie la montagna sia sempre un camminatore responsabile, o in queste situazioni avete fatto dei salvataggi magari in posti dove forse non era il caso di andare? No, guardi, allora il discorso degli sprovveduti non li chiamerei proprio così, li chiamerei appassionati che si addentrano magari spinti dalla voglia, anche dalla voglia di evasione che in questi tempi insomma è più che mai forte, e cercano un'avventura anche nella neve. È un incidente alla fine, è un incidente, quindi noi siamo qui per questo. Il servizio di soccorso nasce appunto per gestire l'incidente. Non parlerei di sprovveduti, parlerei di sfortunati fondamentalmente, più che di sprovveduti. Poi vabbè, non tutti siamo uguali, qualcuno riesce ad essere più attrezzato, qualcuno meno, ma lì è una cosa soggettiva, insomma non è un problema sì, è un problema più che altro di sfortuna. Certo. Quindi insomma, ecco, no, perché stiamo raccontando da giorni, no? Il maltempo, anche l'alta neve in montagna, quindi insomma volevamo capire un po' se per caso in questi giorni si è aumentato anche il numero degli interventi, perché le persone continuano probabilmente, come dice lei, cercando l'evasione, magari ad affrontare percorsi che forse sono troppo impervi con neve così alta. Percorsi impervi, sì, potrebbero essere impervi con la neve, ma di solito chi si addentra in certi percorsi è gente che comunque l'ha fatto ancora. Che conosce. Poi tipo l'ultimo intervento dell'altro giorno, una ragazza del sci alpinismo
lì è pura sfortuna, non è che uno va in cerca, cioè, lo sport è quello, quindi lo sci alpinismo prevede la discesa in fuoripista su pendii, bisogna più che altro porre l'attenzione ai rischi evitabili, quindi al rischio valanghe, al maltempo, alla visibilità. Poi magari uno fa la sua sciata senza pensieri, però l'incidente è sempre dietro l'angolo, insomma, non è che sia... Cosa dobbiamo aspettarci adesso per i prossimi giorni come tempo sul Grappa, come condizioni? Come meteo io mi rifarei più che altro agli esperti meteo, nel senso che non ho le competenze per dire se nevicherà di più, nevicherà di meno. Com'è la situazione adesso dove voi state intervenendo? Mi pare di capire che insomma su in Grappa la neve è buona, è tanta. Ci sono dei distacchi spontanei a livello di pendii, soprattutto a livello di pendii esposti al sole, quindi attenzione ai pendii più ripidi, ai pendii più esposti. Io consiglierei a chi si inoltra verso la montagna di comunque consultare i bollettini meteo, di consultare i bollettini valanghe e magari affidarsi a qualche esperto, a una guida alpina o al soccorso alpino, insomma, per avere dei suggerimenti su come muoverci, su come comportarci. Ecco. Senta, in ultima battuta, dottor Tommasi, come il Covid ha cambiato anche il vostro lavoro? Ma in realtà il Covid esiste, è una pandemia. Noi abbiamo visto che per esempio nell'anno 2020 abbiamo avuto un piccolo calo degli interventi nei periodi del primo lockdown, quindi un periodo che va dal marzo, aprile fino a maggio, giugno. Poi si sono stabilizzati, dal punto di vista statistico gli interventi della base di Crespano sono rimasti più o meno quelli degli altri anni, con appunto due flessioni, una negativa e una positiva verso fine anno, nel senso che verso marzo abbiamo avuto un calo degli interventi e verso ottobre-novembre c'è stata una piccola risalita anche per quanto riguarda sia gli interventi in zona ordinaria, diciamo in zona pianeggiante, sia gli interventi di montagna. Ecco, quest'anno abbiamo come particolarità meno incidenti di volo libero dovuti appunto al lockdown e quindi al fatto che nessuno poteva volare. Spostare. Grazie dottor Matteo Tommasi per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro a voi e alla vostra squadra, buon lavoro davvero e grazie per quello che fate. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Noi siamo davvero arrivati alle battute finali, grazie per essere stati con noi, l'informazione torna alle 18:30 su Antenna 3. Arrivederci.